Buongiorno, ben ritrovati, naturalmente buona vigilia a tutti. Stiamo insieme anche oggi in questa vigilia di Natale particolare, come saranno particolari tutte queste festività. Oggi di fatto scatta in tutta Italia la zona rossa con le limitazioni che ormai siamo abituati a conoscere, zona rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi con negozi chiusi, salvo supermercati, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, spostamenti limitati, quindi divieto di spostarsi fuori comune se non per esigenze di lavoro, per motivi di salute, salvo quelle deroghe che il governo ha voluto inserire nell'ultimo DPCM per salvaguardare un minimo di socialità in queste festività, e quindi sarà consentito spostarsi per raggiungere le abitazioni di familiari o amici una sola volta nell'arco della giornata e in una sola abitazione, 2 persone al massimo, esclusi le persone con disabilità o gli under 14. Questa insomma la situazione oggi, in una giornata in cui arriva un'importante notizia, perché questa mattina dal Belgio sono partiti i tir con i primi vaccini contro il Covid-19, lo si apprende a Bruxelles. I camion sono partiti dalla sede in Belgio di Pfizer e raggiungeranno ora vari paesi europei. In Italia arriveranno il 26 allo Spallanzani e poi il giorno dopo, domenica 27 dicembre, inizierà la campagna vaccinale più grande che la storia abbia conosciuto, naturalmente su base volontaria. Ieri la dottoressa Russo nel corso della conferenza stampa ha presentato il piano vaccinale del Veneto con proprio la suddivisione per la popolazione, come si effettuerà tecnicamente la macchina vaccinale, e quindi insomma è tutto pronto per questo importante appuntamento con il vaccino, che sarà, lo ripetiamo, su base volontaria, ma che potrebbe rappresentare un'importante svolta in questa battaglia contro il Covid-19, battaglia che si combatte da febbraio negli ospedali italiani, negli ospedali del Veneto, dove la pressione continua ad essere forte. Infatti arrivano le parole anche degli esperti. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice in Italia è in una fase decrescente l'epidemia, decrescente ma rallentata. E poi le parole invece di Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, che dice a livello nazionale la fase di instabilità e transizione, dopo alcune settimane a cui si è assistito ad una tendenza alla riduzione dell'indice RT e nuovi casi, ora si assiste ad una sorta di tendenza alla stabilizzazione anche per l'incidenza su 14 giorni. Dunque una fase di plateau che sembra perdurare nel tempo. Si attende adesso che questa curva pandemica finalmente possa scendere e dare sollievo proprio agli ospedali. Allora dovremmo avere in collegamento, tra pochissimi minuti in collegamento il direttore delle malattie infettive del Covid Hospital di Jesolo, il dottor Brollo. Insieme a lui cercheremo di capire appunto qual è la situazione negli ospedali della nostra regione, nei Covid Hospital, e quelle che sono le speranze anche per l'arrivo di questo vaccino e poi come si trascorrerà questo Natale. In attesa di avere il dottor Brollo, io chiederei alla regia di mandare in onda il servizio che riassume proprio le novità per quella che è la grande campagna vaccinale presentata ieri dalla dottoressa Russo e dal presidente Zaia. Arriveranno in Veneto all'alba del 27 dicembre le prime 875 dosi di vaccino anti-Covid che daranno avvio alla campagna vaccinale più importante della storia. Tutto è pronto. La prima fase vedrà la somministrazione del siero agli operatori sanitari. Vede naturalmente tra i primi ad essere vaccinati quelli che sono in prima linea e quelli che finora, l'abbiamo già detto, si sono presi in carico prima di tutti i soggetti positivi, e quindi sono il sistema delle emergenze,
la terapia intensiva, le malattie infettive, la pneumologia, ma anche gli operatori del territorio che vanno a casa dei pazienti o che fanno presso i propri ambulatori i tamponi. Poi si procederà con il resto del personale sanitario con priorità anagrafica per poi passare agli ospiti delle RSA. Dopo sarà la volta della popolazione generale partendo dagli oltre 359.000 over 80. Questi saranno quelli che subito dopo le categorie che ho menzionato, cioè operatori sanitari e ospiti dell'RSA, perché è chiaro che sia all'interno di un RSA o che sia a casa propria, questi sono i soggetti più fragili che noi dobbiamo tutelare, quelli verso cui la malattia purtroppo determina maggiori compromissioni. E poi abbiamo 1.100.000 soggetti che vanno dai 60 ai 79 anni. Poi si proseguirà con tutti gli altri cittadini fino ai 16 anni di età. Sono necessarie 2 dosi di vaccino a distanza di 21 giorni. Ogni ULSS individuerà gli spazi dove verranno effettuate le vaccinazioni, che saranno su chiamata. Faremo delle chiamate per coorte e nell'ambito della chiamata indicheremo esattamente dove le persone devono andare a vaccinarsi e con quale ordine. Dopo il vaccino la persona resterà in osservazione per 15 minuti, poi potrà tornare a casa. Molto alta la percentuale di adesione del personale ospedaliero. Per quanto riguarda l'adesione del personale abbiamo una stima che è intorno al 90%. Ma quanto tempo ci vorrà per raggiungere una quota significativa di popolazione? Io mi auguro che tra marzo e aprile, possa essere vaccinata la maggior parte della popolazione, quantomeno tutti i soggetti a rischio. Ad oggi il piano Arcuri prevede 3 grandi lotti che sono i 3 trimestri, gennaio-marzo, giugno-settembre. In teoria, in via teorica, l'ultima dose iniettata è a fine settembre. Perché la dottoressa vi dice questo? Perché abbiamo visto che stanno precipitando, stanno accelerando tutti i tempi. Stanno accelerando, quindi se domani mattina Arcuri ci manda 1 milione di dosi, capite che non siamo a trimestri ma siamo ai primi 3 mesi. Ecco. Un mese fa sembrava che ci fossero le dosi contate, adesso invece siamo già che ci hanno già avvisato che già dal 27, 28, 29 inizia arriveranno le altre. Quindi, più ne arrivano meglio è. E in tanti si stanno chiedendo se questo vaccino sarà ugualmente efficace di fronte alla variante inglese, come è stata denominata questa variante scoperta appunto in Gran Bretagna, ma che sembra aver raggiunto l'Europa probabilmente già da tempo. Ieri sono arrivate rassicurazioni in tal senso dal professor Palù, presente alla conferenza stampa del presidente Zaia. E a proposito di questa variante interviene sempre il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza, che dice la stima dell'aumento della contagiosità della variante inglese è di un più 0,4 dell'RT. Non sembrano esserci effetti sull'efficacia del vaccino e neppure sulla gravità clinica. Ieri Rezza ha partecipato ad un incontro con gli esperti e i virologi inglesi sulla situazione di questo, appunto, sull'efficacia del vaccino che il professor Palù ha definito sicuro, e sulla variante inglese, su quello che sta succedendo, Palù ha detto c'è stato fatto troppo allarmismo. Ma sentiamo le sue parole. Noi dobbiamo ai vaccini in primo luogo l'aumento dell'aspettanza di vita, che fino al 1700 erano più o meno che 35 anni. I vaccini salvano vite umane dalla fine del Settecento, lo dice il professor Giorgio Palù, virologo veneto, consulente della regione e presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Sia il vaccino della Pfizer che quello di Moderna, aggiunge dalla sede della Protezione Civile regionale di Marghera, garantiscono un'immunità sterilizzante. Nessun evento letale è stato associato al vaccino. Si sono fatte tutte le fasi fino ad arrivare a 20.000 soggetti, vaccinati, a 20.000 col placebo. Quindi questo significa che si sono rispettate, e aprendo le buste poi si è visto che la protezione, l'efficacia era del 95%. Misurata come? Non tanto coi tamponi per vedere se preveniva l'infezione, ma se preveniva l'evento Covid. C'è però un altro pericolo, è la cosiddetta infodemia. Altrove la comunicazione su certi argomenti è fatta da esperti, se non addirittura premi Nobel, non in Italia.
Qua da noi hanno parlato tutti, quindi si è espansa, e poi soprattutto quella di fare un talk show di una notizia che è importante, non puoi ridurla al talk show. Quindi non esiste la democrazia nella scienza. Quando si comunica una cosa in dettaglio, se lei volesse capire qualcosa della fisica quantistica, del bosone o del gravitone, fa parlare la gente della strada? Ma qua parlano tutti. Palù sottolinea infine che vi è stato un allarme eccessivo rispetto alla variante inglese. Mi pare che c'è stato un allarme eccessivo in questo ambito. Vi posso dire che oggi la collega di Ancona mi ha telefonato che la variante inglese c'è in Italia in soggetti che non sono mai andati in Inghilterra, va bene? Perché quindi la professoressa Bagnarelli, tanto per non far nomi e cognomi, bastava sequenziare di più. Noi abbiamo 900 sequenze depositate, sono oltre 200.000, gli inglesi hanno sequenziato 20 volte più di noi. Queste le parole del professor Palù in merito al vaccino e alla variante inglese. Anche insomma avete sentito, ha speso parole su quanto accaduto all'interno della comunità scientifica con queste opinioni che spesso sono apparse contrastanti tra gli stessi esperti e che hanno un po' caratterizzato questa pandemia, perlomeno in Italia. E come annunciato abbiamo in collegamento telefonico il dottor Lucio Brollo, direttore delle malattie infettive del Covid Hospital di Jesolo. Buongiorno direttore e benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Direttore, iniziamo proprio dal tema vaccinazioni. Questo può rappresentare un'importante svolta in tutta questa pandemia. Il 27 inizierà anche il Veneto, si inizierà proprio da voi, dal personale ospedaliero, dal personale sanitario. Esatto, io credo che questo sia una svolta fondamentale, forse l'inizio di una battaglia vincente nei confronti del virus. È chiaro che è fondamentale che maggior parte delle persone si vaccinino, perché il vaccino ha una funzione, oltre che di preservare la salute dell'individuo, preserva la collettività, perché se il virus non si diffonde attraverso una persona, non si diffonde attraverso poi le altre. Cioè, nel senso che io mi vaccino e oltre a preservare me stesso, preservo chi mi sta vicino, nel senso che non infettandomi, non infetto le persone vicine. Quindi è fondamentale avere un alto numero di persone che si vaccinano per bloccare la replicazione del virus nella popolazione generale. Ieri il professor Palù parlava di una copertura del 60-65%, diceva un po' come con il vaccino antinfluenzale, per avere un'efficacia di questo vaccino. Voi avete già la data, inizierete il 27 anche voi, dottor Brollo? Noi iniziamo il 27 qui all'ospedale di Jesolo, e io sarò fra i primi a essere vaccinato, chiaramente. Quindi lei sarà un testimone diretto dell'importanza di questa vaccinazione, che ricordiamo essere su base volontaria. Come medico, come scienziato, cosa si sente di dire a chi manifesta delle preoccupazioni per la velocità con cui si è arrivati poi a questo vaccino e anche alla sua diffusione tra la popolazione? Cioè, la velocità è stata dettata dalla necessità, dall'urgenza di una malattia che ha avuto un impatto devastante nella popolazione generale, motivo per il quale era fondamentale sviluppare un vaccino nel più breve tempo possibile, e grazie alle tecnologie moderne, al grande lavoro degli scienziati, è stato fatto un vaccino che è chiaramente un vaccino sicuro, perché è già stato testato, anche se in maniera veloce, però siamo certi che gli effetti collaterali sono quelli che possono avere i vaccini, cioè a volte quel minimo senso di cefalea, di dolore osseo, ma assolutamente trascurabile come effetti collaterali. Non è un virus non è un vaccino con virus vivi o attenuati, per cui non c'è il pericolo di avere un'infezione, perché è un virus fatto con particelle di virus, quindi non c'è il rischio di avere un'infezione. Dottore, qual è la situazione nel vostro ospedale, nel Covid Hospital di Jesolo e nel suo reparto? La pressione continua a rimanere alta?
la tensione rimane alta, abbiamo avuto un picco di ricoveri la settimana scorsa, siamo arrivati quasi alla saturazione dei posti letto, adesso questa cosa è un po' rallentata o fermata, ma grazie alla collaborazione di altri istituti, nel senso ospedali vicino che ci prendono pazienti in fase di convalescenza, perché altrimenti se noi non riusciamo a avere un turnover veloce dei pazienti ricoverati restiamo bloccati, nel senso che noi continuiamo ad avere, quando va bene, 6-7 ricoveri al giorno, quando va male siamo arrivati a 15, il che è un numero enorme. Noi abbiamo un totale di 90 posti letto di malattie infettive, 15 di terapia intensiva e 5 di semi-intensiva. Ma l'intensiva è tutta piena, semi-intensiva piena, e noi attualmente siamo a 72-73. Siamo riusciti a dimettere un po' di persone in questi giorni, per fortuna. Rispetto a marzo, che cosa è cambiato? Che cosa vedete nella vostra esperienza quotidiana? Si tratta di pazienti più gravi? L'età si è abbassata rispetto alla prima ondata della scorsa primavera? Guardi, in questa seconda ondata abbiamo avuto abbiamo visto delle cose che sicuramente non ci siamo aspettati. Nessuna malattia molto più grave, che coinvolge anche persone più giovani, ha un effetto devastante negli anziani come e forse più della prima ondata, ma quello che vediamo è un impegno polmonare molto molto importante anche nelle persone giovani, intendo quarantenni che hanno delle infezioni, e questa infezione poi dà delle cicatrici polmonari, chiamiamole così, che verosimilmente resteranno per lungo tempo nel polmone. È come una cicatrice della pelle, resta quel segno che però fa sì che la pelle non sia più bella come era una volta, e nel polmone fa sì che il polmone non lavori più come una volta. Questo non sapremo in questo momento che effetti darà a lungo termine, però ci fa immaginare che ci potranno essere delle insufficienze respiratorie importanti negli anni futuri a causa di questa infezione. Lei ha parlato di pazienti giovani, quarantenni, questo fa pensare a chi non è un addetto ai lavori che possano trattarsi di casi legati a questa variante inglese, di cui si sa ancora poco, su cui il mondo scientifico non si sbilancia, però sappiamo avere un'alta trasmissibilità, sembra una letalità non elevata rispetto insomma al Covid che conosciamo da febbraio, e che però colpirebbe proprio i più giovani, l'età media sarebbe proprio 40-41 anni. Che preoccupazioni avete legate a questa variante inglese, che però sembra essere nel nostro paese probabilmente già da tempo? Guardi, allora, se è una variante inglese non lo so, perché non è stato ancora sequenziato il virus dalle nostre parti. Quello che è certo è che questa reattività particolare nei giovani, nei quarantenni, è presente dall'inizio della malattia, quindi già da ottobre, quando abbiamo aperto. La novità che noi abbiamo visto all'inizio era questa presenza importante di ricoverati giovani che c'erano, ma non in maniera così importante nella prima ondata. Quindi la malattia è sicuramente molto più diffusa nei giovani rispetto alla prima volta, ma penso sia stato legato a dei comportamenti non adeguati rispetto a quanto era stato previsto. Nel senso che la prima volta ha preso soprattutto pazienti anziani, ricoverati, gente in casa di riposo, e poi si diffuse invece quest'estate con i comportamenti forse non eccessivamente intelligenti delle persone, e anche nella prima parte dell'autunno. Quindi questo assembramento di cui si parla tanto, questa non portare maschere, ha diffuso l'infezione anche fra le persone giovani che contavano di non infettarsi, perché si parlava sempre di malattia grave nei soggetti anziani, invece dà dei problemi grossi anche nelle persone più giovani. Quindi io penso che tutto sia legato, oltre alla variante inglese, che sicuramente ci può stare, ma a un comportamento non idoneo e non consono, per cui le misure effettive, tutto quello che viene fatto, va fatto, perché evidentemente abbiamo dimostrato un comportamento non maturo, questo è da dire. Si vede ancora.
Proprio alla luce di queste sue ultime parole, siete preoccupati per queste festività, per la possibilità comunque di poter raggiungere familiari, amici? Si punta sempre sulla responsabilità dei cittadini, e quindi che anche laddove si vada in altre abitazioni che non siano quelle proprie si faccia attenzione a tutte le misure, per cui utilizzare comunque la mascherina anche se si è in casa, mantenere per quanto possibile la distanza. Vi preoccupa questi giorni di festa? Ci preoccupa perché purtroppo vediamo, è amaro capire vedere che noi italiani dobbiamo avere bisogno di decreti per comportarsi in maniera intelligente. Allora, se è vietato, anzi si cerca di aggirare il divieto, ma non è la gente, la maggior parte, perché per l'amor di Dio, non tutti, ma tante persone non hanno capito che il divieto non è una costrizione in senso negativo, ma è il tutela della salute, per cui la gente cerca di aggirare il divieto pensando di essere furbo, ma non è così. Cioè chi pensa di aggirare il divieto, non portare la mascherina, andare a bere lo spritz al bar senza mascherina, star vicino, diffonde la malattia, e questo purtroppo non viene capito. E questo è il grande problema, che qua in Italia ragioniamo solo con i divieti e con i decreti, e questo è sbagliato, perché la gente vuol dire che non è matura, non ha capito che ci si può ammalare tutti, anche in maniera, uno non è che sempre si capisca quando si contrae il virus, ma sono i comportamenti inadeguati che fanno sì che questo accada. Io ritengo che siamo forse più sicuri noi in un ospedale così altissima carica virale che non le persone per strada. Le persone per strada si comportano in maniera non idonea, questo è chiaro, si vede tutti i giorni che la gente non si comporta in maniera intelligente, purtroppo. E ce lo dicono anche i dati che ogni giorno comunichiamo, che ci arrivano da Azienda Zero. Dottore, l'ultimissima domanda, voi come medici, infermieri, insomma personale ospedaliero, siete abituati a lavorare anche nelle festività in base ai vostri turni, ma che Natale sarà questo nei reparti Covid? Ma guardi, chi fa medicina, chi fa l'infermiere, il giorno è quasi come la notte è come il sabato e la domenica, è come tutti i festivi, perché tutti facciamo turni, per noi non cambia tanto. A volte dispiace vedere le persone ricoverate che non possono avere contatti con le altre persone, per noi è una giornata, purtroppo anche noi non possiamo passarla con la famiglia, perché anche noi siamo dei semicarcerati, godiamo della libertà, di una semilibertà, nel senso che finite le 8, 10, 12 ore che facciamo, riusciamo ad andare a casa, però anche noi godiamo di un regime di semilibertà, questo è chiaro, perché soffriamo anche noi come soffrono gli altri, cioè anche per noi, la gente ci ha dipinto la prima volta come eroi, non siamo sicuramente degli eroi, siamo gente che forse rischia la vita per fare questo lavoro, ma come abbiamo sempre fatto, perché non è che questa sia la prima malattia infettiva che esiste nel mondo, l'abbiamo sempre rischiata la nostra vita quando abbiamo fatto questa scelta, consapevole peraltro. Le ripeto, quello che dà un po' di amaro in bocca è che la gente sia convinta che la sanità, i sanitari, i medici, gli infermieri ci giochino sopra. Qualcuno scrive perché così riempiono i posti letto, ma magari fossero tutti i letti vuoti, andrei a casa anch'io con la mia famiglia, capito? Invece non riusciamo a farlo. Dottore, io la ringrazio e auguro a lei e a tutti i suoi colleghi per quanto possibile un buon Natale e naturalmente un buon lavoro, augurandoci che il 2021 inizi meglio e che questi letti davvero possano svuotarsi. Grazie davvero al dottor Lucio Brollo, direttore delle malattie infettive del Covid Hospital di Jesolo. Grazie dottore, buone feste e buon lavoro. Questa situazione dunque nei reparti, nei Covid Hospital, una pressione che continua ad essere molto elevata, da un lato la sanità che combatte contro il Covid, ma parallelamente si continua la ricerca, si continua a migliorare quello che può essere la risposta, che possono essere i servizi offerti ai pazienti non Covid, e nonostante l'emergenza le cardiologie universitarie e ospedaliere del Triveneto hanno dato vita ad un progetto molto importante. Di questo parliamo insieme al dottor Franco Folino, cardiologo e membro del Comitato Scientifico Intermeeting. Buongiorno dottore e benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità.
Allora, nonostante l'emergenza Covid, voi cardiologi, le cardiologie, come ho detto, del Triveneto, avete lavorato ad un progetto importante che prende il nome di Cardio Journal Club. Che cos'è? Che cosa è accaduto? Sì, allora penso che sia un progetto molto interessante che nasce dal fatto che dallo scorso marzo praticamente sono stati per decreto bloccati tutti gli eventi residenziali di formazione. E quindi pensate un po' alla situazione in cui si trovano i medici adesso, in cui sono sommersi di lavoro e veramente si arriva affaticati a sera e pensare alla formazione spesso è difficile. Ovviamente si rischia in questa situazione un impoverimento culturale, proprio per evitare questo rischio è nato questo progetto che appunto è gestito e promosso dal provider Intermeeting, è coordinato come responsabili scientifici dai 3 direttori dalle nostre cattedre universitarie, quindi vale a dire il professor Ribichini di Verona, il professor Iliceto di Padova e il professor Sinagra di Trieste, però a loro si affiancano tutte e 35 le cardiologie del Triveneto e partecipano a questo corso in modo attivo, cioè vale a dire non sono solo delle persone che ascoltano quanto viene proposto durante il corso, ma curano la realizzazione di parti di questo corso e in particolare questo corso si chiama Journal Club proprio perché cerchiamo di proporre ai nostri iscritti i più interessanti lavori scientifici che sono stati pubblicati sulle più importanti e principali riviste scientifiche internazionali. Ovviamente, siccome vengono pubblicati quotidianamente moltissimi lavori scientifici, cerchiamo di fare una selezione che è curata da un comitato scientifico apposta questi lavori vengono presentati appunto, come dicevo, da ciascuna delle 35 cardiologie del Triveneto. Ecco, questo lavoro che conclusioni ha portato, dottore? Quali sono gli aspetti innovativi, anche magari che sono emersi da questo confronto, seppur a distanza, tra voi esperti? Il corso è iniziato da qualche settimana e si concluderà a luglio, quindi è un percorso molto lungo. E direi che la parte più interessante è che c'è sicuramente molta voglia di formazione e che i sistemi di formazione a distanza, che ormai sono tecnicamente molto evoluti, riescono a fornire un mezzo per restare aggiornati molto efficace. Pensate ad esempio a quello che è successo al congresso della Società Europea di Cardiologia. Nel 2019 il congresso si è svolto in forma residenziale nella città di Monaco e hanno partecipato 51.000 medici. Il congresso di questa società è praticamente il congresso di cardiologia più importante in Europa. Bene, quest'anno lo stesso congresso è stato proposto in forma digitale, completamente digitale, quindi i relatori erano a casa loro, nel loro luogo di lavoro e intervenivano e gli iscritti sono stati più di 125.000. Quindi pensate quanto è gradito questa informazione e quanto questo ci fa capire anche che ci sarebbe probabilmente molti più medici che parteciperebbero ai congressi se potessero, ma che per limiti di tempo, di costi non possono recarsi a questi congressi. Quindi potrebbe essere insomma uno strumento che potrebbe essere utilizzato anche al di fuori della situazione contestuale della pandemia. Assolutamente, considerate che noi abbiamo proposto i primi corsi di formazione a distanza già più di 10 anni fa e a quei tempi già cominciavano ad esserci i primi problemi legati sempre al tempo che non si riusciva a trovare per partecipare ai congressi, ai costi di trasferta e abbiamo via via iniziato ad integrare questi sistemi di formazione a distanza, che sono sistemi davvero molto evoluti oggi, ai corsi residenziali. Quindi sicuramente è un cambiamento che è stato drastico, perché a questo punto in Italia si può fare solo formazione a distanza, quindi non è stato più un cambiamento graduale, ma
da 0 a 100. Penso che però in futuro non si tornerà indietro alla situazione precedente e penso che i sistemi di formazione a distanza saranno sempre più utilizzati. Dottore, questo modo di interfacciarsi ha permesso di così trovare anche delle novità, di aggiornare quelle che sono i percorsi diagnostici, terapeuti nel vostro settore? Certo, come dicevo, ogni giorno vengono pubblicate moltissime pubblicazioni scientifiche, molti studi in ambito cardiologico, ma anche in tutti gli altri ambiti della medicina. E quindi abbiamo sempre delle novità che riguardano nuovi trattamenti farmacologici, nuove metodologie diagnostiche, e poi considerate che ci sono le linee guida che vengono emesse dalle società scientifiche periodicamente e che sono una guida importante poi per il lavoro pratico. Diciamo che con questo corso e con l'aiuto appunto del comitato scientifico si riescono a proporre i lavori più interessanti, a fare una selezione dei lavori più interessanti che sono stati proposti, pubblicati, e soprattutto si aiuta un po' anche il partecipante a leggere questi lavori in modo critico, perché qualsiasi sia il lavoro, per quanto importante possa essere, pubblicato da autorevoli ricercatori su riviste scientifiche prestigiose, però tutti questi lavori vanno letti in modo critico, cercando di capire quali sono i punti di forza e quali sono i limiti degli studi. Grazie davvero al dottor Franco Folino per questo aggiornamento, per questo importante progetto che ha coinvolto le cardiologie del Triveneto. Grazie davvero, buon lavoro e anche a lei tanti auguri per delle serene feste. Grazie dottore. Grazie, buon Natale a tutti. Grazie davvero a lei. E adesso andiamo a Marghera, davanti alla sede della Protezione Civile. Oggi non c'è il consueto appuntamento con il presidente Zaia, una brevissima pausa per queste festività, anche se il lavoro del governatore e dei suoi assessori in questa lotta contro il coronavirus continua, naturalmente non si ferma nemmeno per le festività e puntualmente anche oggi è arrivato l'aggiornamento tramite il bollettino di Azienda Zero dei nuovi casi, delle nuove positività in Veneto, e allora andiamo proprio da Anna Maria Parisi per la lettura degli aggiornamenti e per fare il punto della situazione. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Francesca, a te e a tutti i nostri telespettatori. Dunque il punto della situazione non è assolutamente roseo, come del resto anche nei giorni precedenti, e si parla di ben 112 decessi in tutta la regione Veneto nelle ultime 24 ore, con Venezia che purtroppo si attesta in cima a questa tristissima e funesta classifica regionale, con 35 decessi registrati nelle ultime 24 ore, quindi nell'ultima giornata rispetto al pomeriggio di ieri, quando all'orario di ieri più o meno questo era quando ci sono stati forniti gli altri dati, con ultima invece diciamo in questa triste classifica a Rovigo con 2 decessi in più. Dopo Venezia la triste classifica spetta a Vicenza con 33 decessi, e quindi Belluno con 20 decessi, Verona con 17, quindi Treviso con 14 e Padova con 12 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Quindi ci si avvicina a un triste dato, quello in cui si supera i 1000 morti complessivi proprio a ridosso del giorno di Natale. Tragico il bollettino che attesta un numero di positivi che appunto vede una quota che supera i 13.000 positivi in totale. I ricoverati nelle strutture del veneziano oggi sono 696 rispetto ai 574 di ieri, e quindi il Veneto si attesta purtroppo
prima in Italia rispetto alla Lombardia, seguito dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna, con il maggior numero attualmente di positivi. Sembra che le restrizioni entrate in vigore oggi con l'ultimo DPCM, quello del 18 dicembre scorso, potrebbero tenersi anche dopo le festività natalizie, quindi si parla dopo l'Epifania, dopo il 6 di gennaio, ma è tutta un'ipotesi. Questo è quanto ci dice la comunità scientifica, vagliando appunto i dati rispetto a quelli presenti in tutta Italia, perché sembra che nella giornata di shopping, che praticamente era quella di ieri, si sono registrati il maggior numero di casi positivi, andando in giro per i negozi eccetera, e sembra che questo sia stato l'esito. Comunque parliamo sempre per ipotesi e al condizionale. Certo è che comunque oggi con le restrizioni entrate in vigore la gente resta a casa, sono pochissimi i negozi aperti e sono sempre quelli previsti anche nei decreti precedenti, ovvero restano aperti i negozi alimentari, le tabaccherie, le farmacie, le parafarmacie, le lavanderie e i parrucchieri. Poi sarà da capire che cosa accadrà nei prossimi giorni, anche se devo dirti la verità, nonostante i bar e i ristoranti siano chiusi, venendo qui con Sandro Ponchio alla Protezione Civile abbiamo visto che ci sono diverse pasticcerie e gelaterie aperte, quindi forse magari si pensa che rientrando nella questione dei generi alimentari possano tenere aperti, quindi è tutto da capire perché c'è molta confusione al riguardo. Hai domande da studio, Francesca? Sì, Anna Maria, voi avete raggiunto appunto la sede della Protezione Civile, avete visto se c'è un particolare movimento o complice anche la brutta giornata, la gente sta trascorrendo questa vigilia in casa? Com'è la situazione lì a Mestre? Sì, qui in terraferma tra Mestre e Marghera, dove ci troviamo attualmente, noi abbiamo visto che ci sono diverse macchine in giro con gente che comunque va a fare la spesa, gli ultimi acquisti per il Natale oramai alle porte, questione di pochissime ore. Ho visto diversa gente, addirittura coda nei negozi che potevano restare aperti mantenendo la distanza, dalla debita distanza, quella prevista dal DPCM, e naturalmente con mascherina al seguito alzata fino al naso. Adesso io me la sono abbassata soltanto perché non c'è nessuno, diversamente la terrei alzata fino al naso come sempre. Quindi nonostante, oggi, Anna, nonostante le restrizioni che ci sono, la gente vuole comunque, per quanto possibile, trascorrere la vigilia all'insegna della tradizione, quindi con il cenone. Ci auguriamo tutti in numero ristretto, quindi insomma con pochi familiari, e ci auguriamo insomma anche in casa mantenendo le misure di sicurezza. Però c'è voglia di tradizione nonostante il periodo. Assolutamente, anche perché è comprensibile, nonostante il periodo decisamente triste e funesto per tantissime famiglie. Tra l'altro, se permetti, sono profondamente anche mi sono rattristata perché ho saputo appunto della perdita di una persona di mia conoscenza, una persona con cui sono cresciuta, che mi ha vista crescere insomma fin da piccola, e quindi sì, proprio per questo motivo c'è voglia di stare insieme, naturalmente rispettando quelle che sono le regole del buonsenso, della cautela per stare insieme. Ricordo tra l'altro che secondo le ultime disposizioni del DPCM del 18 dicembre, quello di Natale, è previsto, c'è una deroga per quanto attiene alle persone che possono stare in famiglia con noi. Si parla di 2 persone in più nel contesto familiare o anche amicale, di amici che possono venire a trovarti. Certo è che però se prima non li hai mai frequentati e non sai neanche dove siano andate nel frattempo, sarebbe meglio evitare, no? La prudenza in questo caso è veramente necessaria come prevenzione. Assolutamente sì, ed è un appello che ha lanciato anche prima il direttore
delle malattie infettive del Covid Hospital di Jesolo, il dottor Brollo. La preoccupazione per queste festività è tanta e si spera che le persone abbiano quella responsabilità che in certi momenti è venuta meno, e le immagini che abbiamo visto degli assembramenti negli scorsi fine settimana sono l'esempio. Anna Maria, grazie davvero per questo collegamento, per questi aggiornamenti, grazie a te, grazie a Sandro Ponchio, e naturalmente torneremo ad aggiornarci questa sera nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie ad Anna Maria Parisi, a Sandro Ponchio e buon lavoro anche a voi. Invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo in diretta tra pochissimo. Rieccoci in diretta in questa vigilia di Natale. Vi do anche alcuni aggiornamenti di cronaca, a partire da questa notizia appena uscita in ANSA. Arrestati in auto con un etto di eroina e scarcerati 48 ore dopo, è persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori. Così il GIP di Brescia ha motivato la decisione di rimettere in libertà una coppia di Padova, lui 44 anni, lei 53, entrambi tossicodipendenti ma con un lavoro stabile e incensurati. Sono stati ritenuti consumatori e non spacciatori e quindi rilasciati. Questo in qualche modo una motivazione legata anche al lockdown. E poi c'è una polemica che sta man mano aumentando e che arriva da Verona. Perché il Consiglio Comunale di Verona nella seduta di ieri sera ha revocato la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano, che gli era stata conferita nel 2008. La proposta presentata dal consigliere leghista Alberto Selgher e sottoscritta da altri 9 consiglieri, tra i quali il presidente proprio del Consiglio Comunale, è stata approvata con 20 voti a favore, 7 astenuti ed un contrario. Tra le motivazioni della delibera di revoca della cittadinanza onoraria allo scrittore campano, che era stata proposta un anno fa, il mancato ringraziamento di Saviano al Comune di Verona e il fatto di non avere mai manifestato la volontà di venire a ritirarla. Queste le motivazioni che hanno portato a questa richiesta, poi accolta dal Consiglio Comunale di Verona. E però arrivano anche le reazioni dei sindacati. Il voto espresso a maggioranza ferisce profondamente tutti quei cittadini, non solo veronesi, impegnati personalmente o nell'associazionismo democratico a sostegno delle istituzioni democratiche nella lotta alla criminalità organizzata. Questo è appunto quello che sostengono i sindacati confederali. A questa maggioranza, a questa giunta, poco importano i segnali che vedono anche la nostra città essere oggetto non solo di attenzioni ma anche di conclamate presenze facenti riferimento a cosche impegnate in affari illeciti e criminali, rilevano sempre i sindacati, che minacciano la normale vita civile ed economica. Dunque una polemica destinata a crescere e a caratterizzare questa vigilia di Natale a Verona. Chiedo dalla regia conferma se abbiamo in collegamento Alessandra Magagnin, amministratore di DMO Dolomiti, con la quale parleremo di turismo, un turismo che ha sofferto pesantemente questa pandemia, che si è in qualche modo ripreso nel periodo estivo. La montagna poi è stata una meta che molti hanno scelto proprio perché gli spazi aperti permettevano di evitare assembramenti, di evitare situazioni pericolose, si poteva stare all'aria aperta in spazi molto ampi. Una montagna che però in questa stagione invernale, con tutte le limitazioni che sono arrivate, sicuramente sta soffrendo, soffrirà, non si sa ancora quando verranno riaperti gli impianti sciistici, ma poi tutto quel comparto che gravita intorno alla montagna invernale, a partire dai bar, ristoranti, gli alberghi che stanno subendo pesanti perdite con numeri molto importanti. Quindi cercheremo di fare il punto e di capire anche come si guarda a questo 2021 ormai alle porte, se potrà essere l'anno della ripresa, anche
anche se insomma l'abbiamo sentito più volte dagli addetti ai lavori, sarà una ripresa comunque molto lenta, ci vorranno diversi anni per poter recuperare quanto perso in questo 2020. Quindi in attesa di collegarci con Alessandra Magagnin, altre notizie di cronaca, una che leggiamo dal sito di Treviso Today, che arriva dalla Marca trevigiana, ed riguarda una ragazza, una 28enne che si trova ricoverata in ospedale. Leggiamo dal sito di Treviso Today, erano le 8:07 della vigilia di Natale quando il personale del SUEM e i militari dell'Arma sono intervenuti in un'abitazione di Cison di Valmarino per soccorrere una ragazza caduta dal terrazzo nel cortile interno di casa dopo un volo di diversi metri. A dare per primi l'allarme sono stati i familiari. Immediato l'intervento del personale medico, la 28enne è stata ricoverata in ospedale a Conegliano, non sarebbe in pericolo di vita. Questi dunque gli aggiornamenti che arrivano dalla Marca trevigiana. Intanto sul fronte emergenza Covid arriva anche una novità e riguarda la sala parto Covid in Veneto, è all'ospedale di San Donà di Piave ed è dedicata proprio alle mamme che sono risultate positive al coronavirus. È la prima sala parto Covid del Veneto, cioè esclusivamente destinata alle mamme positive al virus, per permettere di partorire in sicurezza propria del proprio bimbo, del personale medico e delle altre pazienti. Munita di 4 posti di degenza postpartum in stanze isolate, in attesa della negativizzazione e di un'area di monitoraggio in cui le operatrici possono sorvegliare le pazienti a distanza. Mamme assistite anche nel contatto pelle a pelle e nell'allattamento. Le mamme positive al Covid devono essere relativamente tranquille. I dati della letteratura ci dicono che il contatto col bambino può essere istituito anche subito dopo il parto, con le dovute cautele. Il bambino può fare sia lo skin to skin sia il rooming, che vuol dire stare con la propria mamma in stanza della propria mamma, nella sua culletta all'opportuna distanza dalla mamma. E poi una serie di servizi e dispositivi tecnologici che permettono l'assistenza mirata al neonato. Operare come un pochettino di eliminazione sul neonato, avendo poi da questa parte la fonte di calore, anche sotto c'è la fonte di calore, e una volta chiuso si può trasportare il bambino, che ancora non sappiamo se è positivo perché è nato di figlio di madre, potrebbe anche esserlo. Un percorso che accompagna la mamma affetta da Covid dal parto al rientro a casa in sicurezza per vivere l'esperienza nel modo più sereno e naturale possibile. In pochissimo tempo abbiamo ristrutturato questa parte dell'ostetricia e ginecologia di San Donà di Piave con un investimento di oltre 260.000 euro, proprio per permettere al nostro personale di lavorare nella massima sicurezza durante il parto e di dare la sicurezza alle donne e ai bambini che nascono in questo ospedale di nascere in un ambiente Covid free. Questa è un'altra importante novità per garantire alle mamme positive al Covid comunque una situazione di tranquillità nel momento più bello, quella della nascita del proprio figlio. E poi purtroppo c'è una tragedia che ha riguardato proprio una mamma, una donna che stava per diventare mamma, che era ormai arrivata al termine della gravidanza, ha avvertito un malore proprio durante il corso preparto e nonostante gli interventi tempestivi dei sanitari non ce l'ha fatta e è morta insieme al bimbo che portava in grembo. Ieri il suo paese, il suo comune, San Biagio di Callalta, dove viveva, le ha dato l'ultimo saluto. Una tragedia che non può essere spiegata e forse fino in fondo nemmeno capita. Davanti alla gioia per la nascita di un figlio, all'improvviso la tragedia della morte di mamma e bimbo. Un aneurisma che non ha lasciato scampo a Marina e al piccolo Keilen. Ed oggi, in un dolore composto ma straziante, l'addio. Con le parole di una canzone, Gocce di memoria di Giorgia, Don David, fra le lacrime, ha ricordato Marina e il suo compagno, Orghe. Siamo gocce di un passato che non può più tornare. Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile.
Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo. Le promesse sono infrante come pioggia su di noi. Le parole sono stanche, ma so che tu mi ascolterai. Dimmi come posso fare per raggiungerti, continua la canzone. La chiesa gremita di gente, la bara bianca, mamma e bimbo per sempre insieme, in un abbraccio eterno. Lo sguardo fisso del compagno, le sue parole, il ricordo della sua amata lo lascia ad una lettera che legge Don David. Marina era tutto per me, perché insieme condividevamo ogni cosa, dal lavoro, la fatica, i sacrifici, alle gioie, al cinema, al teatro. C'era sempre lei con me, era tutto per me, una donna che sapeva andare all'anima delle persone. E poi le lacrime dei genitori e dei familiari. Marina aiutava sempre chi aveva bisogno, ricorda con un nodo alla gola Don David. Fra le lacrime racconta della forza di questa donna. E poi ricordo di quel terribile momento. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il grido, lo possiamo intuire, che è stato anche nel cuore della nostra cara Marina, quando magari per pochi attimi è riuscita ad avvertire il suo corpo invaso da un grande dolore. Don David ha salutato questa mamma e questo bimbo che non ha potuto vedere l'alba di un giorno. Un amore spezzato, un addio impossibile da accettare, il saluto di una comunità, San Biagio, che si è stretta al dolore dei familiari e del compagno. Le immagini strazianti di questo addio a questa mamma questa donna che stava per diventare mamma e al piccolo che portava in grembo, un dolore che ha scosso, sconvolto tutta la comunità di San Biagio di Callalta, ma non solo. Lasciamo per un attimo la cronaca e, come vi avevo anticipato, parliamo di turismo, un turismo in profonda sofferenza. Allora do il mio benvenuto e ringrazio per essere con noi in questa vigilia di Natale ad Alessandra Magagnina, amministratore DMO Dolomiti. Buongiorno e ben ritrovata. Mi sente? Abbiamo un problema con il collegamento. Allora, se la regia è d'accordo, io andrei un attimo in pubblicità e così recuperiamo il collegamento con Alessandra Magagnina e parliamo di turismo sulle Dolomiti. A tra pochissimo. Rieccoci in diretta, abbiamo ripristinato il collegamento con Alessandra Magagnina, amministratore DMO Dolomiti. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a tutti e grazie sempre dell'invito, che siete sempre tanto cari, grazie. Grazie a lei, è importante in questo ormai fine 2020 fare un bilancio di quest'anno dal punto di vista turistico. Ho parlato di un settore duramente colpito dalla pandemia. Che bilancio potete fare voi come DMO? Noi come DMO il bilancio di sicuro è pesante per il turismo bellunese, perché abbiamo ottenuto con un po' di dati quest'estate, però adesso l'inverno alle porte è veramente disastroso, con tutta la neve che ha fatto, gli impianti chiusi, tutti gli alberghi chiusi, è un danno enorme. Quindi noi sì, siamo positivi, stiamo facendo tutto quello che possiamo fare a livello di promozione, che adesso si è completamente rivoltata sui webinar via web, facciamo addirittura le fiere via web per promuovere le nostre belle Dolomiti, nella speranza che appena riusciamo ad uscire da questa emergenza riusciamo veramente a tornare a sciare anche sulle piste, perché qua la situazione è proprio grave anche per tutti gli operatori, è un danno enorme quello che l'inverno ci sta, questo benedetto è proprio brutto, insomma, ecco, questo Covid ci ha proprio messo in ginocchio tutti gli operatori. Noi siamo positivi come DMO e ci auguriamo che anche quest'ultima chiusura, siamo tutti chiusi adesso a Natale in casa, sia uno sforzo che facciamo per poi ritornare alla nostra libertà tutti quanti assieme e ritornare anche a sciare sulle nostre belle Dolomiti.
Voi comunque siete pronti, lo ha detto, non si sa, non si ha ancora una data di una possibile riapertura degli impianti sciistici, però laddove dovesse arrivare il via libera è tutto pronto per accogliere poi i turisti, che saranno turisti di prossimità, perché immaginiamo che sarà difficile avere un turismo estero, però sarebbe già sufficiente per voi accogliere gli sciatori di casa nostra. Infatti gli stranieri sarà difficilissimo che vengano, perché di solito le prenotazioni partono da dopo le feste di Natale solitamente. Noi gli impianti sono tutti, anche adesso è appena stato pubblicato anche un video di Falcade, perché noi tra l'altro a Falcade sono riusciti a portare la Coppa del Mondo e abbiamo l'unica pista cablata al mondo con la fibra dove abbiamo portato la Coppa del Mondo. Sono stati bravissimi a riuscire a creare la struttura per questo. Le piste sono tutte pronte, ma mi sa che come apertura impianti andremo sicuramente verso la fine di gennaio. La vedo proprio dura. Adesso sono aperti, ma solo per gli autorizzati, i tesserati e gli allenamenti, ecco. La stessa Coppa del Mondo verrà fatta a porte chiuse con i protocolli Covid, perché la situazione sappiamo benissimo cosa stiamo vivendo. Fatto sta però che noi come promozione ci siamo, la gente comunque sa che le nostre montagne sono lì, tutti gli impiantisti sono lì pronti per poter riaprire e accogliere il turismo di prossimità, anche gli stessi rifugi, gli alberghi e tutto quanto. E lancio proprio un appello, un invito a prenotare, a pensare già a tutti gli italiani che sono anche a casa, a pensare già magari a fare le prenotazioni per febbraio-marzo, regalatevi qualche giorno sulle nostre belle piste, perché noi abbiamo Cortina, abbiamo Araba, abbiamo la Val di Zoldo con il Pelmo, si scia tutto attorno al Pelmo, abbiamo Falcade che quest'anno appunto accoglierà la Coppa del Mondo. È una cosa bellissima, è un sogno che si è realizzato. Quindi veramente io invito tutti quanti a venire a sciare sui nostri comprensori. Abbiamo anche i comprensori piccolini, il Nevegal, il Forcella Aurine, il Monte Avena, per chi magari è un po' più così, che vuole regalarsi un po' meno di ore di sci, però noi ci siamo tutti, gli operatori e gli impiantisti sono tutti pronti, le piste sono bellissime, ha nevicato tanto che sembra quasi anche un po' una presa in giro con tutta la neve che ha fatto quest'anno. Non poter mettere gli sci è veramente brutto, e non poter accogliere tutto il mondo straniero. Quindi un invito forte che faccio a tutti gli italiani, al Veneto che ci sta guardando, di venire a sciare sulle nostre Dolomiti, perché le piste ci sono, gli operatori ci sono. In questi giorni hanno pubblicato un video bellissimo anche di Falcade, andatevelo a vedere, che c'è il sindaco che parla con tutti gli operatori, è bellissimo, e è un video che è stato fatto anche da altri operatori, insomma, ecco. Però venite veramente, perché abbiamo bisogno di tutti, e abbiamo anche delle partite importanti, perché sappiamo benissimo che nel 2026 ci saranno le Olimpiadi a Cortina anche la nostra perla, quindi gli impianti siamo tutti pronti ad accogliervi. Araba, Zoldo, io ve li dico tutti perché magari tanti non li sanno, però l'Araba, la Val di Zoldo, il Civetta con Alleghe, con Zoldo, col giro proprio del Civetta è bellissimo, perché si tocca da Palafavera a Zoldo, al lago di Alleghe. Cortina abbiamo il Cristallo, la Tofana, abbiamo degli impianti che sono conosciuti in tutto il mondo. Quindi perché poi non c'è solo il problema degli impianti sciistici, c'è tutto l'indotto, quello che vi ruota intorno, perché come ha detto lei ci sono gli alberghi, ma ci sono i bar, ci sono i ristoranti, ci sono anche i negozi di queste località che lei sta nominando, che sul turismo puntano molto, e tutto questo viene a mancare. È una sofferenza molto profonda che ha portato anche a scegliere di non riaprire, e c'è il rischio che ci saranno attività che proprio non potranno più riaprire per questa crisi. Sì, purtroppo sì, perché questa crisi ha messo veramente in ginocchio. Noi da oggi siamo tutti chiusi e sappiamo benissimo la condizione che stiamo vivendo, però tutto il mondo della ristorazione, bar, ristoranti, alberghi è veramente in ginocchio, oltre a tutti gli operatori che ci lavorano attorno, e tanti sicuramente non saranno in grado di riaprire, perché il fatto di tener chiuso anche durante le feste
questo periodo è il periodo che dà ossigeno a tutta quanta la stagione invernale, quindi è veramente brutto. È vero che il governo stanno adoperando tutti per dare anche degli aiuti economici, però purtroppo i tempi, si sa, sono lunghi e quindi non è come avere la gente in casa che ti porta economia e fa lavorare le persone. E la cosa più brutta è che attorno anche a tutte queste attività ci sono delle persone con delle famiglie che lavorano, è veramente tragica la situazione. Noi ci auguriamo veramente che questo sacrificio di rimanere chiusi passi e sia di aiuto per far passare, adesso sono arrivati anche i vaccini, che questa situazione passi, che ritorniamo alla normalità e che pian pianino ci sia una ripresa, però il danno sarà enorme di sicuro, perché non è che con una chiusura del genere si salvi l'inverno, assolutamente no. Un danno che molti suoi colleghi, insomma molti addetti ai lavori del settore turistico ci hanno detto che si potrà recuperare tra qualche anno, ci vorranno almeno un paio d'anni per recuperare quanto perso, anche se il 2021 dovesse essere un anno per una ripresa, ma sarà una ripresa molto lenta, perché le perdite, come ha detto lei, sono state davvero molto pesanti. Sì, perché la perdita di questo inverno sicuramente non ci sarà, anche riaprendo gli impianti fine gennaio o febbraio. Poi sinceramente abbiamo dei punti di domanda, perché sono aspettative ma non certezze finché questo virus non ci abbandonerà e non lo sconfiggeremo. Noi non abbiamo delle certezze. Se dobbiamo guardare un inverno, di sicuro guarderemo il prossimo, il fine 2021-22 o 22-23, proprio per una ripresa dove ritornerà l'estero e dove ci auguriamo che torneremo di nuovo ad avere le piste e gli operatori pieni, in modo che ci sia tutto l'indotto economico che lo segue, che resista. Quindi i danni sono veramente enormi. Noi l'estate, ripeto, abbiamo tenuto un po' il colpo, però l'estate prossima sicuramente sarà così di nuovo, perché noi comunque con la promozione stiamo facendo tutto quello che è l'operazione anche digitale, le fiere, i webinar le facciamo tutte online adesso, no? Quindi la gente intanto memorizza tutti questi luoghi e poi nel momento in cui torneremo alla normalità noi ci auguriamo che vengano nei nostri posti, come è stato anche quest'estate, le code di macchine che si sono viste. La meta della montagna è una meta tanto voluta, e un consiglio, un appello che lancio a tutti: le montagne sono grandi, sono ampie, ci sono dei posti che sono veramente vuoti, non fate gli assembramenti sui posti che già sapete che trovate tanta gente. Veramente le Dolomiti avete degli spazi enormi, ci sono rifugi che sono semivuoti d'estate. Quindi andate a vedervi. Noi sul territorio abbiamo i consorzi turistici, abbiamo le nostre sentinelle, contattateli, perché i ragazzi che lavorano su questi consorzi sono tutti bravi, vi danno le informazioni e vi sanno indicare dove andare per farvi una camminata in tranquillità senza trovare gente e respirare l'aria buona. Quindi posto ce n'è, e venite a trovarci, che abbiamo bisogno di tutti per far lavorare i nostri operatori, gli impiantisti, alberghi, ristoranti e tutte le attività economiche. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Noi accogliamo questo invito e lo rimandiamo, insomma, a chi ci sta guardando. Io la ringrazio per il suo intervento e ci auguriamo davvero che il 2021 possa essere l'anno dell'inizio della ripresa di cui tutti abbiamo bisogno. Grazie davvero Alessandra Magagnina, amministratore DMO Dolomiti, buon lavoro e naturalmente buone feste, che siano delle festività per quanto possibile serene. Grazie davvero. Grazie, buon Natale, grazie. Grazie ad Alessandra Magagnin, una fotografia, non poteva essere altrimenti difficile, sulle montagne, una stagione invernale che non è mai di fatto partita, tutto è pronto per accogliere i turisti, si attende solo che la situazione epidemiologica migliori. In tal senso arrivano degli aggiornamenti sugli ultimi dati, a portarle ora recupero l'ANSA che dava appunto degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione RT. A darla è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che dice l'indice RT è sotto 1 in tutte le regioni tranne in
in Molise e in Veneto, dove si ha un indice di trasmissibilità RT puntuale a 1,11. Questi i dati resi noti da Brusaferro, dall'Istituto Superiore di Sanità, e sull'onda di questo arrivano le parole sempre di Gianni Rezza, della prevenzione del Ministero della Salute, che dice: è importante continuare a mantenere i comportamenti prudenti soprattutto in questi giorni di festività, e nelle aree maggiormente colpite si può considerare l'opportunità di misure maggiormente restrittive. Quindi quello di cui aveva accennato prima nel collegamento la nostra Anna Maria Parisi, ovvero che queste limitazioni che stiamo vivendo in questi giorni festivi e prefestivi possano poi essere possono proseguire anche terminate le festività, è una opzione che sembra essere presa in considerazione dal mondo scientifico. Vedremo poi quale sarà il confronto tra il Comitato Tecnico Scientifico, tra Ministero e Governo, per eventuali ulteriori decisioni che andrebbero ad impattare ulteriormente su un mondo del commercio già duramente provato. È così. Massimiliano Pellizzari, Presidente Associazione Commercianti del Centro di Padova, buongiorno, grazie per essere con noi. Sì, buongiorno a tutti. Ulteriori restrizioni sarebbero davvero pesanti da sopportare per il commercio, che vive una vigilia di Natale sicuramente anomala, centri, negozi chiusi, aperti solamente farmacie, parafarmacie, supermercati, beni di prima necessità. Quindi tutto il resto, quello che era la giornata dello shopping, del regalo dell'ultimo minuto, quest'anno non si vive. Com'è la situazione a Padova? Che vigilia di Natale è? Guardi, la situazione è estremamente pesante, è estremamente drammatica, in quanto questa crisi si sta protraendo ormai da troppo tempo. Il primo lockdown, quello del mese di marzo e di aprile, ovviamente ci ha pesantemente colpito. Poi è evidente che c'è stata una piccola ripresa, ma questo non è stato assolutamente sufficiente per ristabilire il pareggio nei conti, perché io voglio ricordare che ci sono dei costi di gestione enormi per quanto riguarda le imprese. Abbiamo i canoni di locazione che gravano pesantemente sul bilancio di un'attività imprenditoriale, di un'attività commerciale. Poi soprattutto noi che siamo in centro storico, io voglio ricordare che 50-60 metri quadri di affitto ovviamente costano circa 2.500-3.000 euro al mese, quindi è evidente che ci sia la necessità di intervenire. Dopodiché noi abbiamo bisogno anche di programmazione, perché abbiamo la necessità di programmare gli acquisti, di programmare anche le assunzioni, ed è evidente che quando a fine ottobre, primi di novembre, abbiamo sentito ripetutamente il Presidente del Consiglio Conte dire insomma, attuiamo qualche sacrificio come giusto che sia, poi per poter vivere liberamente le festività natalizie, abbiamo visto che anche queste promesse sono state puntualmente disattese. Io non voglio essere frainteso, perché guardi, siamo assolutamente consapevoli del fatto che la situazione sanitaria è pesante, c'è un numero di contagi che non accenna di certo a diminuire, c'è il numero delle vittime che è davvero raccapricciante, e quindi è evidente che noi dobbiamo attuare tutte quelle misure per poter contenere il più possibile la curva dei contagi. Però io voglio anche ricordare che non c'è evidenza scientifica e quindi rispediamo al mittente quell'assioma secondo il quale quando aumenta il numero di contagi dobbiamo chiudere i negozi. Noi abbiamo dimostrato, non dalla settimana scorsa, abbiamo dimostrato dal mese di maggio, quindi all'atto della riapertura, che ovviamente siamo persone responsabili, quindi ci siamo attenuti scrupolosamente a tutte le indicazioni, a tutte le prescrizioni che ci sono pervenute dalle autorità. Abbiamo effettuato anche degli investimenti importanti, come ad esempio le macchine ad ozono per la sanificazione dei locali e per la sanificazione dei prodotti, e lo svolgiamo quotidianamente.
costa perché una macchina d'ozono costa circa 1.500-2.000 euro. Ci siamo ovviamente attrezzati con l'ausilio e con l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale, con i gel idroalcolici. Voglio anche ricordare che all'interno delle nostre attività attuiamo il contingentamento, quindi è evidente che su una superficie di 40-50 metri quadri, se prima potevano entrare 7-8 persone, oggi contingentiamo, e lo facciamo perché siamo responsabili, perché siamo assolutamente consapevoli del fatto che questo virus lo dobbiamo sconfiggere insieme. Però ci pesa sotto il profilo del fatturato, perché voi sapete che servire 2 clienti alla volta al posto di 8 significa diminuire del 50-60% l'introiti, e quindi questo l'abbiamo preso come filo conduttore e siamo arrivati fino a qui. Oggi purtroppo notiamo, nostro malgrado, che le attività sono chiuse, siamo in lockdown dal 24 di dicembre al 6 di gennaio, e quindi mi faccio esprimere anche la mia piena solidarietà rispetto ai ristoratori, rispetto ai commercianti che hanno acquistato merce e materiale e che purtroppo oggi si trovano nella condizione di dover onorare le ricevute bancarie, quindi i pagamenti, e di non poterlo fare perché gli incassi sono a zero. Io, guardi, la settimana scorsa ero con 3 imprenditori dell'industria manifatturiera e lì si aprirà un tema già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché l'industria manifatturiera è in crisi in quanto non ha i pagamenti che sono scadenzati. Non avendo i pagamenti perché ovviamente i commercianti o ristoratori non riescono ad onorare assegni e non riescono ad onorare le scadenze, vanno a loro volta in difficoltà in quanto non vi è la possibilità di acquistare le materie prime. Quindi guardi, io credo che il governo debba intervenire non solo sulla questione sanitaria, ma soprattutto in questo momento anche su quella economica, perché altrimenti, guardi, lo vedremo, ripeto, già nei prossimi mesi, il gettito fiscale crollerà, perché noi sappiamo benissimo che le scadenze fiscali nel mese di novembre non sono state onorate, e quindi il rischio è veramente di creare una crisi economica e sociale dagli effetti devastanti in tutto il paese. Qui tra un po', se non si cambia registro, non ci sarà più la liquidità per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici e neanche le pensioni. Tra l'altro, guardi, non lo dico io, l'ha detto anche più volte, in più occasioni, Massimo Cacciari, che insomma è un uomo direi abbastanza illuminato. Il peso di questa crisi la stanno sopportando i lavoratori autonomi, le partite IVA, le persone che non hanno un reddito fisso, le persone che investono il proprio capitale, il proprio patrimonio per fare attività d'impresa. Il proprio capitale, il proprio patrimonio, e purtroppo questo patrimonio si sta quasi azzerando, quindi credo che bisognerà assolutamente trovare il modo per poter dare una risposta concreta, che non sono i ristori di cui accennava Conte anche nell'ultimo DPCM, perché io voglio ricordare che in questi 20 giorni il settore della ristorazione, il periodo che va dal 15-20 di dicembre al 6 di gennaio, il settore della ristorazione e le attività commerciali fanno quasi un punto di PIL di fatturato, che significa 10-12 miliardi di euro di fatturato, e a fronte di 12-13 miliardi di euro di fatturato, sentire che sono stati accantonati ristori per 600 milioni di euro significa che stiamo ragionando sul 4, 5, 6% della capacità di reddito che hanno ovviamente queste piccole imprese e queste partite IVA. Presidente, mi perdoni se la interrompo, questo è il quadro della situazione, ma che 2021 dobbiamo aspettarci? Guardi, 2021 ovviamente bisognerà capire quali saranno le azioni del governo, perché io credo che
dovranno arrivare delle risposte su base governativa e non certo su base locale, perché i governi locali non hanno ovviamente risorse sufficienti. Bisognerà capire quanto durerà il lockdown, però io faccio una riflessione. I virologi e gli epidemiologi ci avevano già detto con largo anticipo che sarebbe arrivata la seconda ondata e adesso ci stanno dicendo che molto probabilmente ci sarà una terza. Cosa significa tutto questo? Significa che il virus non sarà sconfitto dopodomani, dovremo convivere col virus e convivere col virus non significa certo chiudere tutte le attività e andare in lockdown a tempo indeterminato, altrimenti se si vuole perseguire questa linea si abbia il coraggio di affermare che ci sarà un lockdown fino a aprile, maggio, giugno, dicembre del 2021, però bisognerà dare dei ristori adeguati sulla base, tra l'altro, non della dichiarazione di redditi, ma sulla base del fatturato, perché ci sono i costi di gestione da coprire. E quindi noi siamo molto preoccupati perché fino ad oggi, e ripeto, sono passati mesi, noi non abbiamo ancora delle risposte concrete. Voi avevate lanciato anche una proposta, quella di dei tamponi rapidi per i clienti, per entrare al ristorante o nelle palestre in massima sicurezza. Avevate proprio fatto anche un piano su come poter fare, individuando anche delle aree dove poter fare questi tamponi. È un'iniziativa che resta sempre in ballo? No, è un'iniziativa, secondo me, di grande buonsenso. Innanzitutto ci siamo rapportati con chi ne sa più di noi, perché noi non facciamo questo come mestiere, ma i medici, sia alcuni medici dell'azienda ospedaliera che delle ASL, ci hanno detto che ormai i tamponi rapidi hanno ovviamente una grande attendibilità attorno al 70-80%, e quindi è evidente che si poteva perseguire questa linea, questa strada, per poter tornare a condurre una vita pseudo-normale. Avevamo anche individuato all'interno della nostra città alcune zone, penso a Piazza Insurrezione piuttosto che Piazza Garibaldi, per poter far sì che le persone potessero andare, ma noi abbiamo lanciato l'idea del settore della ristorazione, che è quello, insomma, io sono presidente di un'associazione di categoria dove ci sono dei ristoratori, però poteva essere percorsa questa strada anche ad esempio per i titolari delle palestre, quindi con costi assolutamente ridotti e limitati, perché stiamo parlando di 4, 5, 6 euro a tampone. Si poteva ovviamente creare tra l'altro delle zone covid free, quindi libere dal Covid-19, e c'era la possibilità appunto di poter da una parte garantire sicurezza a tutti coloro che decidevano ovviamente di muoversi, di andare a fare shopping o di andare all'interno di bar, diciamo, e ristoranti, e da una parte si dava fiato e si dava ossigeno ad un'economia che è martoriata. Poi tra l'altro avevamo anche chiesto l'occupazione del suolo pubblico, perché avevamo pensato di installare delle vere e proprie tende da campo con la presenza ovviamente di di personale sanitario, perché noi abbiamo fatto riferimento non tanto ai test rapidi, quelli ovviamente gestiti autonomamente, quindi di autoprognosi, ma ovviamente i test che richiedevano l'ausilio di personale sanitario, di personale medico e paramedico, quindi avevamo anche individuato infermiere che venivano ad eseguire i tamponi e poi medici che li refertavano. Quindi ecco, non si parla di test da autodiagnosi, ma si parla appunto di test, quelli che attualmente si possono fare anche negli ambulatori medici o presso il medico di base o anche presso le farmacie. Guardi, noi abbiamo nel DNA la concretezza, siamo persone che quando individuano un problema cerchiamo anche di individuare la soluzione per poterlo affrontare, per poterlo risolvere. Non siamo politici e quindi andiamo al dunque, andiamo al punto, e quindi insomma siamo anche orgogliosi di poter contribuire nel nostro piccolo a fornire così qualche indicazione
per poter venire fuori da questa situazione che è davvero surreale. Guardi, è profondamente inquietante quello che sta succedendo, anche perché c'è un'indagine che è stata condotta da Confcommercio, parla di 500.000 imprese che chiuderanno tra il 2020 e il 2021. Io voglio ricordare che, nel nostro territorio nazionale ci sono 5 milioni di imprese, 5 milioni di partite IVA, 5 milioni di partite IVA che danno da lavorare, che danno lavoro a 23 milioni di italiani. Quindi si sta parlando di una base occupazionale vastissima, di 28 milioni di persone. Quindi se noi andiamo ovviamente a chiuderne 500.000, ne chiudiamo il 10% e quindi rischiamo davvero di perdere 2 milioni e mezzo di posti di lavoro. Io credo che il nostro paese non possa permettersi assolutamente una situazione di questo tipo. Dobbiamo, anche se noi non possiamo farlo perché siamo all'interno di un contesto europeo, dovremmo fare, come per esempio è stato fatto anche negli Stati Uniti, iniziare a pensare di coniare moneta. Negli Stati Uniti io voglio ricordare che una famiglia con 2 figli a carico vede accreditato nel proprio conto corrente o addirittura anche nella carta di credito $2.300 al mese, che è una cifra, perché ci sono $1.300 per famiglia e circa $500 per figlio, quindi stiamo parlando veramente di cifre che possono che consentono di vedere il futuro in maniera sicuramente più ottimistica rispetto a quella che stiamo vedendo qui in Italia. Grazie davvero Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro di Padova. Grazie, buon lavoro e buone feste, sperando insomma che il 2021 porti un po' più di serenità a tutti. Grazie davvero e a presto. Grazie mille, grazie a voi, buone feste. Grazie a lei, grazie. Vi leggo un aggiornamento sulla polemica di cui abbiamo parlato durante questa diretta, quella che arriva da Verona, dove il Consiglio Comunale ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria allo scrittore Roberto Saviano. Lo stesso Saviano con un tweet a rivolgersi ai cittadini. Se possiamo vederlo anche, ringrazio Antonio Esposito per il supporto. Cari amici veronesi, scrive Saviano, da oggi non sono più un vostro concittadino, ma continueremo a scambiarci opinioni anche quando non saremo d'accordo, a proporre soluzioni anche se scomode e a vigilare sull'operato dei nostri amministratori, perché questo fanno i cittadini. Questa la risposta diplomatica dello scrittore Saviano, rivolgendosi non tanto all'amministrazione comunale, che ieri in Consiglio Comunale ha revocato questa cittadinanza, quanto proprio ai cittadini veronesi. Questo dunque l'aggiornamento. E adesso ci colleghiamo invece con Diego Cattarossi, veterinario. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie e felice Natale a tutti. Grazie anche a lei. Dottore, cerchiamo di capire un po' meglio la situazione. Ieri il professor Palù, durante la conferenza stampa, parlando delle varie varianti che ci sono legate al Covid, ha parlato di una particolare sensibilità riscontrata nei visoni e nei furetti. Sappiamo che il furetto è diventato ormai un animale di compagnia, lo si tiene in casa alla stregua di un cane, di un gatto. Qual è la situazione? Possiamo chiarire un po', fare un po' di luce su questo? Certamente. Allora, il furetto e i visoni fanno parte di un grande gruppo di animali chiamato mustelidi. Si sapeva già che i mustelidi sono particolarmente sensibili ai coronavirus, a tutto il gruppo dei coronavirus. Prima dell'arrivo del Covid-19, noi veterinari, diciamo in prima fila, allertavamo sempre i proprietari di furetti di non manipolarli nel caso avessero la ormai definita banale influenza stagionale, che è pur sempre un coronavirus. L'influenza che a noi causa solitamente in persone sane dei sintomi molto lievi, nei furetti, anche giovani e sani, può essere mortale.
Quindi ci aspettavamo che tutto il gruppo, diciamo, dei mustelidi potessero essere sensibili, e purtroppo questa è stata la realtà dei fatti. Sono noti i casi dei visoni olandesi, per i quali, trattandosi di animali zootecnici, il governo ha deciso di fare una manovra sicuramente che per l'opinione pubblica può sembrare violenta, ma molto efficace, che in medicina veterinaria si chiama stamping out, ovvero si sopprimono purtroppo tutti gli animali positivi anche in un arco, diciamo, spaziale di tot chilometri attorno all'allevamento. I furetti domestici invece sono, diciamo così, sparsi nelle famiglie italiane come in quelle europee, e purtroppo abbiamo già molti casi dimostrati di infezione mortale trasmessa dall'uomo al furetto. Dottor Cattarossi, le devo chiedere un attimo di attesa, proprio pochi minuti, perché c'è un aggiornamento, c'è una notizia di cronaca, e allora io vado subito a collegarmi con la nostra Chiara Gaiani dalla chiesa parrocchiale di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, dove sono in corso i funerali di Francesca e Pietro Pontin, i due ragazzi uccisi dal padre Alessandro domenica mattina a Sant'Ambrogio di Tre Baseliche. Chiara, mi senti? Non abbiamo ancora Chiara Gaiani in collegamento, e allora vediamo un attimo, scusate, ma ci aggiorniamo con Chiara. Ecco qui, adesso vediamo se Chiara Gaiani si ricollega. Appunto sono in corso i funerali dei due ragazzini, dei due fratellini uccisi dal padre. Nel cittadino è stato proclamato il lutto cittadino, i negozi sono chiusi, le bandiere del comune a mezz'asta, e i funerali per volontà della famiglia si svolgeranno in forma privata. È un momento di dolore. Ecco, vedo Chiara Gaiani in collegamento. Grazie davvero, Chiara, per essere con noi. Mi senti, Chiara? Ti vediamo davanti alla chiesa di Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Vediamo di ripristinare il collegamento con Chiara Gaiani per capire, insomma, qual è che cosa è stato detto durante. Chiara, mi senti? Non riesco a sentire Chiara Gaiani. Allora continuiamo con il dottor Cattarossi. Abbiamo fatto un po' il punto, insomma, per quanto riguarda questa tipologia di animali, i furetti, quindi una trasmissione che avviene da uomo ad animale, dottore. Non è ancora stato dimostrato il passaggio dal furetto all'uomo, questo anche per rassicurare. Probabilmente non c'è una barriera biologica a questo passaggio, ma è logico che mentre l'uomo tende a entrare e uscire dall'abitazione, il furetto invece rimane in casa. Si sa che non sono solo i mustelidi a poter contrarre questo maledettissimo virus, c'è una discreta sensibilità in tutto il gruppo dei felini. Mentre nei canidi, sia nel cane domestico sia nei canidi selvatici, sembra esserci una discreta resistenza all'infezione, questo non avviene nei felini. Nel gatto, anche se in pochi casi, è stato dimostrato la replicazione virale all'interno del corpo, gli animali possono sviluppare sintomi, anche in questo caso non è ancora stato documentato il passaggio dal felino all'uomo. Ma i felini presenti nei nostri zoo, invece, e parlo di tigri e leoni, risultano particolarmente sensibili, addirittura più delle scimmie antropomorfe, più dei primati. Abbiamo avuto diversi casi di decesso di tigri e leoni, addirittura parlando di serovarianti con tipologie virali leggermente diverse nei diversi gruppi di felini. Anche i roditori possono essere sensibili al coronavirus. È stato dimostrato un'infezione naturale sui criceti, anche quelli domestici, mentre sono stati fatti dei lavori sperimentali di infezioni di conigli, ad esempio, di cavie. Anche all'interno di questi organismi il virus può replicare. Se parliamo di grandi primati, sempre presenti negli zoo, è certa la loro sensibilità, anche se ad oggi, grazie al cielo, non abbiamo avuto molti decessi.
Ecco, adesso le chiederò, dottore, come si manifesta il virus in questi animali e se magari i padroni devono avere qualche accortezza, cioè se possono capire che qualcosa non funziona. Le chiedo però, chiedo perdono, abbiamo adesso ripristinato il collegamento con Chiara Gaiani. A te la linea, Chiara. Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i telespettatori. È davvero una giornata difficile anche per chi come noi fa questo mestiere. Siamo davanti alla chiesa dei Santi Martino e Lamberto di Arsico, dove è in corso l'ultimo saluto a Francesca e Pietro, i due fratelli che qui vivevano con la mamma, che purtroppo sono stati uccisi da una delle mani che più li dovrebbero amare, quella del loro papà, domenica mattina a una decina, 15 chilometri da qui, nella casa appunto del padre a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Un momento di silenzio, di lutto, di dolore, questo che si sta vivendo in questa piccola comunità che si è stretta attorno alla famiglia della mamma dei due ragazzi, Francesca 15 anni, Pietro ne aveva 13. All'interno della chiesa ci sono i compagni di classe dei due ragazzi e anche tanti amici, li abbiamo visti sfilare con una rosa bianca in mano, ma il momento più difficile, più duro anche da raccontare è stato l'arrivo delle due bare qui sul Sagrato, che sono entrate mestamente con il rintocco delle campane, una celebrazione religiosa davvero molto toccante, con delle parole che sono state un balsamo per l'anima dette dal parroco durante la celebrazione che è ancora in corso. Sono presenti anche i sindaci dei due comuni coinvolti, il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, che proprio in queste ore in tutta il comune ha proclamato il lutto cittadino, e quello di Trebaseleghe, perché due famiglie sono distrutte. Queste due famiglie le ha affidate proprio al buon Dio in questo giorno della vigilia di Natale anche il parroco durante l'omelia. Se non hai altre domande da studio, io da qui ti restituirei la linea. Grazie davvero Chiara Gaiani, buon lavoro. Poi le immagini e le parole di questo addio nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Torno dal dottor Cattarossi, veterinario. Stavamo parlando insomma di come il virus possa anche raggiungere questa tipologia di animali. In che modo si manifesta, dottore? Quali sono i possibili sintomi che questi animali dimostrano una volta colpiti dal virus? Sono mammiferi e quindi abbiamo tendenzialmente delle sintomatologie abbastanza simili, anche se non del tutto sovrapponibili. L'ipertermia, quindi la febbre, è un reperto comune in tutte le specie. Può essere misurata anche a casa dei proprietari, però conoscendo la temperatura normale di queste specie, se parliamo di mustelidi, di gatti, hanno circa 1,5 gradi fisiologicamente la temperatura più alta rispetto alla nostra, mentre la manifestazione più semplice per accorgersi che l'animale è febbricitante è che solitamente sono animali apatici e anoressici, ovvero dedicano molto tempo al riposo, a dormire e tendenzialmente rifiutano di mangiare. Dopodiché la sintomatologia può essere respiratoria o anche digerente, quindi possiamo avere vomiti, diarree, oppure animali che cominciano a respirare male. Anche in questi animali si hanno delle polmoniti interstiziali e quindi quello che notiamo è una respirazione aumentata in frequenza, una respirazione che diventa più difficoltosa, una respirazione che laddove vi sia produzione di muco può anche diventare rumorosa. In tutti questi casi ed in generale in ogni caso di malessere in specie che possano risultare sensibili, è sempre meglio non solo manipolare gli animali con prudenza, con guanti e lavandosi e disinfettandosi le mani, ma rivolgersi a del personale, appunto dei medici veterinari specializzati, perché possano cercare di individuare esattamente la causa di questo malessere. Ci sono stati dei casi sospetti che sono adesso magari che verranno adesso analizzati per chiarire di che cosa si è trattato, che lei abbia avuto o esperienza diretta o sentito magari dai suoi colleghi? Sì, lei prima ha fatto riferimento al furetto, appunto in clinica dove io opero, mi occupo di animali esotici e quindi vedo anche con una discreta frequenza i furetti. Abbiamo avuto purtroppo anche noi nella Marca Trevigiana un caso
di un soggetto che, malgrado le cure in terapia intensiva, è morto con una forma respiratoria molto grave. In questo momento vi è esclusivamente un sospetto, i familiari sono tutti negativi al Covid, ma siccome il primo reperto, quello di istologia, indica un quadro sovrapponibile con un coronavirus, stiamo facendo la tipizzazione per essere certi se si tratti o meno di ciò. Se ciò dovesse avvenire, sarà nostra cura allertare e avvisare le autorità sanitarie competenti. Però purtroppo dobbiamo convivere anche col fatto che in corso di una pandemia ci saranno, io credo, in ogni momento delle nuove segnalazioni di animali sensibili. Il coronavirus non è così selettivo, riesce a infettare a ponte più mammiferi e ha la cattiva abitudine di creare con una certa rapidità delle mutazioni. Come le dicevo, addirittura è leggermente diverso il coronavirus della tigre rispetto a quello del leone, come anche quello del visone è diverso dal nostro. Questo vuol dire che non possano passarcelo? Probabilmente no, e non vuol nemmeno dire che possa essere più aggressivo. Il coronavirus tende a creare delle piccole mutazioni. La speranza, anche questa ad oggi non dimostrabile, è che le vaccinazioni messe in campo ora per l'uomo e chissà un domani anche per la medicina veterinaria possano creare un'immunità a ponte per tutte le diverse sierovarianti, o almeno per la maggior parte. Dottore, durante la prima fase, quando si è iniziato proprio a parlare di un possibile contagio anche tra gli animali domestici, abbiamo assistito purtroppo a quel fenomeno, a quella piaga dell'abbandono. Molti si sono spaventati dalla possibilità che il proprio animale domestico, lei ha fatto riferimento prima ai gatti, potessero infettare. Cerchiamo di tranquillizzare, abbiamo fatto un po' il quadro, cerchiamo di tranquillizzare chi possiede a casa questi animali. Direi che ogni scusa è buona per chi non ama gli animali per abbandonarli. Quando potevano andare in viaggio, la scusa era il viaggio. Adesso che non possono, è una supposta profilassi e prevenzione contro le infezioni. Allora, è stato dimostrato il passaggio dall'uomo agli animali del virus. Non è mai stato dimostrato il contrario, il passaggio dagli animali al virus, anche perché i nostri animali non vanno nei mezzi pubblici, non vanno a scuola e non vanno al bar. E quindi è molto più semplice il passaggio da noi a loro. Comunque vale, nel momento in cui ci fosse anche una acclarata positività di un animale che vivesse in casa nostra, valgono gli stessi principi che varrebbero per noi. Quindi il passaggio è quanto meno improbabile, però una manipolazione alla quale segue il lavaggio delle mani, la disinfezione e una cura dell'igiene quotidiana è già sufficiente, insieme alla mascherina, per scongiurare il rischio di un'infezione. Non abbandonate gli animali, non c'è nessun motivo di farlo. Questo è un appello molto molto importante. Spesso gli abbandoni estivi sono il risultato di adozioni che arrivano proprio in questo periodo, con le festività natalizie, quando si vuole fare la sorpresa magari al proprio figlio regalando un cucciolo. Non è sempre detto che sia di cane o gatto, ma può essere anche la tartaruga, può essere anche una cavia, senza però essere abbastanza preparati a cosa significhi portare in casa un animale. Che consigli si sente di dare a chi magari come ultimo regalo, visto che i negozi sono chiusi, sta pensando magari di adottare un animale? Ormai le letterine di Babbo Natale, Francesca, sono state fatte. Speriamo che i bambini non abbiano indicato cuccioli delle diverse razze e specie, perché non è una cosa che si chiede a Babbo Natale, bambini che ci state seguendo. La scelta di un animale è una scelta che implica un grandissimo impegno e responsabilità da parte di tutta la famiglia, spesso per un arco temporale molto lungo. Se lei prima ha fatto l'esempio della tartaruga, potremmo pensare che i 30 anni di vita. Comunque per un cane e un gatto si sfiorano i 20 anni. Oggi si trovano moltissime informazioni, anche liberamente in rete, su quali siano le condizioni di maggior benessere per ospitare le diverse specie di animale. Abbiamo grande possibilità di scambio nei forum, nei siti o chiamando direttamente degli specialisti. La prima cosa da fare è quella di informarsi, perché la scelta non può essere di natura estetica.
prendo questo animale perché lo trovo bello, perché mi piace. Questo, permettetemi, è una follia. La scelta deve essere dell'animale, del miglior animale che si possa inserire nel proprio contesto familiare. Sono una persona pensionata e posso dedicare tutto il tempo, ho un lavoro molto impegnativo che mi porta fuori di casa per gran parte delle ore del giorno, ho bambini, non ho bambini, la scelta va fatta oculatamente e quando si sarà individuato l'animale migliore per sé, la cosa più importante è preparare tutto prima che lui arrivi a casa. Quindi non solo la copertina, la cuccia, il mangime, ma addirittura i contatti per i negozi, i toilettatori, i veterinari. Quando tutto sarà pronto, allora si potrà fare una scelta oculata. L'ultimissima domanda, dobbiamo fare particolare attenzione adesso in questo periodo agli addobbi che teniamo in casa con i nostri amici, soprattutto quelli a quattro zampe, perché magari altri vivono in gabbia o comunque in situazione protetta. Pensiamo ai cani e ai gatti invece che girano per casa. Di Natale può diventare un gioco alternativo come le lucine, ma possono diventare anche però molto pericolosi. In tal senso, che consiglio si sente di dare a chi ci guarda? Grazie per la domanda perché è molto importante. Riferendosi ai cani e ai gatti, sicuramente queste varie cose che sono una novità nelle routine di tutti i giorni attirano la loro attenzione e solitamente l'esplorazione dei nostri animali è orale, come nei bambini, portano tutto in bocca per sapere che cos'è una lucetta o una pallina, ma in questo caso il rischio è più legato al taglio delle mucose o alla folgorazione. Vanno però molto, giustamente, di moda in questi anni anche questi pappagallini allevati a mano o, come abbiamo detto prima, in furetti. Questi sono animali molto curiosi e se parliamo di conigli, cincillà, criceti, pappagalli, dei grandissimi rosicchiatori. E nella mia casistica di tutti i giorni vedo grande frequenza di intossicazione da metalli pesanti dovuta al fatto che gli addobbi di Natale, come le statuine del presepe, vengono verniciati con vernici che non sempre, ahimè, sono tossiche. Quindi anche l'ingestione di piccole quantità di materiale colorante di tutti gli addobbi può causare degli avvelenamenti, delle intossicazioni anche mortali. Quindi gli animali vanno lasciati liberi sotto la propria supervisione. Diversamente vanno tenuti ricoverati nelle loro voliere o nelle loro gabbie. Grazie davvero al dottor Diego Catarossi, veterinario, per questo quadro completo della situazione da un lato sul fronte coronavirus e dall'altro, insomma, legato a queste festività. Grazie davvero dottore, buon lavoro e buone feste. Grazie e buone feste. Grazie davvero. Insomma, attenzione ai nostri amici a quattro zampe, non solo, ma anche ad uccellini o altre tipologie di animali domestici che teniamo in casa, perché anche i nostri addobbi potrebbero diventare molto pericolosi e quindi bisogna fare particolare attenzione. Ci sono degli aggiornamenti sul fronte proprio coronavirus. Il primo arriva, lo leggo dal sito del Corriere.it. Covid, la variante inglese si diffonde tra i bambini ma non è pericolosa e serve un vaccino anche per loro. A parlare è il direttore del Dipartimento di Pediatria dell'ospedale Bambin Gesù, dottor Paolo Rossi, nonché immunologo. Questa variante del virus, dice, si trasmette per maggiore facilità, quindi allargandosi la base dei contagiati è normale che aumentino i bambini colpiti, che però rimangono sempre i più protetti e sviluppano forme leggere e in minime percentuali. E parla proprio su questo fronte anche del vaccino e dice diventa ancora più importante accelerare gli studi sui vaccini anti-Covid per l'uso pediatrico, per cui allargare la fetta di popolazione interessata dal Covid con uno studio particolare, quindi dei vaccini anti-Covid particolari per l'età pediatrica. E a proposito di bambini in età scolare, ma soprattutto dei più grandi, perché sapete che in questo momento per le superiori le lezioni vanno avanti a distanza, resta sempre ferma il 7 gennaio la riapertura delle scuole. Questa è perlomeno la volontà del governo, volontà che incontra anche il parere degli scienziati.
E lo dice appunto Gianni Rezza, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, che dice: quello della riapertura delle scuole è stato sempre uno dei primi obiettivi che si è dati. Naturalmente c'è stata sempre tanta cautela e occorre valutare a livello territoriale la situazione epidemiologica. Uno dei motivi per cui sono state prese misure maggiormente restrittive, continua sempre Rezza, è anche quello di prepararsi abbassando l'incidenza, a cercare di riprendere l'attività in presenza. Particolare cura, evidenzia, va posta sulle attività extrascolastiche che si rimettono in moto. Quindi è importante abbassare anche l'indice di contagio, la curva epidemiologica, per un rientro a scuola con la massima tranquillità. E si sta lavorando, lo sapete, perché un aspetto molto delicato nella riapertura delle scuole è legato al settore, al trasporto dei ragazzi. La scuola dunque riaprirà in presenza, rimane la data del 7 gennaio con il 50% degli studenti, l'altra metà continuerà con la didattica a distanza. La decisione è stata presa ieri nella conferenza unificata Stato-Regioni, una scelta determinata soprattutto dalla necessità di garantire, come detto, la sicurezza sui mezzi di trasporto. Intanto la provincia di Treviso nello specifico ha deciso un contributo straordinario di 500.000 euro per dare immediata liquidità a MOM, che è l'azienda di trasporto pubblico, per approntare con maggiore tranquillità il piano dei trasporti. Allora facciamo il quadro della situazione nel servizio. Per la regia del servizio Novità Trasporto. Riapertura il 7 gennaio con il 50% degli alunni in presenza. La conferenza unificata Stato-Regioni, riunita oggi pomeriggio, ha recepito la proposta avanzata dall'Unione delle Province di ridurre dal 75 al 50% il numero di studenti che potranno riprendere a seguire le lezioni in classe. Si partirà la prima settimana con una didattica in presenza al 50%, recependo la proposta dell'Unione delle Province Italiane, che verte su una sorta di buon senso, cioè testare sul campo l'efficacia e partire prudenti rispetto appunto alla ripartenza, perché quel che non si deve fare è partire e poi eventualmente ristoppare il sistema scuole. Il piano prefettizio concordato ieri con l'ufficio scolastico e MOM prevede nella marca orari di ingresso a scuola scaglionati dalle 8 alle 10 per garantire il distanziamento sui mezzi pubblici. Da vedere se il piano verrà comunque mantenuto con la diminuzione degli alunni in presenza. C'è da dire che MOM da sempre aveva caldeggiato tale riduzione a fronte di una capienza dei mezzi ridotta al 50% dalle norme anti-Covid. E dunque si continua a lavorare, non c'è sosta nemmeno per queste festività, per rientrare a scuola il 7 gennaio con un trasporto pubblico che possa garantire sicurezza. Naturalmente chiamate al lavoro le aziende che stanno anche cercando di coinvolgere, che coinvolgeranno giocoforza anche tutte quelle realtà private per mettere a disposizione mezzi che possano accogliere i ragazzi per la riapertura delle scuole superiori. Naturalmente stiamo parlando di scuola superiore. Io ringrazio e vado subito a salutare, prima di fermarci con la pubblicità per poi parlare con loro, ringrazio Manuela Tonon, presidente dell'associazione Amiche per la Pelle. Buongiorno e benvenuta, grazie per essere con noi. Amiche per la Pelle. Buongiorno, Amiche per la Pelle, che ha dato vita ad una delle tante iniziative su cui ogni anno lavora, e per questa fine 2020 e per l'inizio 2021 ha creato un calendario molto particolare di cui parleremo tra pochissimo, che si chiama Rinascita, che vede protagoniste quelle che proprio l'associazione ha definito donne guerriere, donne che hanno combattuto con storie diverse il tumore al seno, e tra le protagoniste di questi 12 scatti che accompagneranno chi contribuirà, e poi capiremo anche come poter avere in omaggio questo calendario, tra queste donne guerriere c'è anche Isabella Contarin. Buongiorno Isabella, grazie per essere con noi, con una storia che ci racconterà tra pochissimo, fatta di forza, di volontà e soprattutto con un messaggio di speranza che in questa vigilia di Natale è importante far arrivare a tutti noi e a tutti voi naturalmente. Con loro parleremo subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi, a tra poco.
Rieccoci in diretta. Vi avevo presentato le due ospiti che ho in collegamento. Manuela Tonon, presidente dell'Associazione Amiche per la Pelle, che ha dato vita ad un calendario chiamato Rinascita, e poi vi racconteremo anche da dove arriva questo titolo e che, diciamo, rappresenta nei 12 mesi del 2021 12 donne che hanno combattuto la battaglia contro il tumore e che hanno delle storie da raccontare, e una di queste storie è quella di Isabella Contarin, e che lancerà un messaggio di speranza che, come detto, in questo momento serve davvero a tutti. Inizierei però da Manuela Tonon, dalla Presidente, che anche lei ha vissuto sulla sua pelle la lotta contro il cancro e che con questa associazione non solo porta avanti da 4 anni, se non ricordo male, quando è nata la vostra associazione, varie forme di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione per queste forme di tumore, per il tumore al seno nello specifico, insomma la prevenzione che deve accompagnarci sempre nella nostra vita, ma anche per una umanizzazione delle cure che devono naturalmente guardare a far guarire la paziente, ma che devono essere anche delle cure che guardano all'aspetto umano della paziente, non tanto come paziente ma in quanto donna, e proprio questo progetto Rinascita, questo calendario va su questa strada, perché voi puntate a contribuire all'acquisto di un macchinario molto importante. Iniziamo però, andiamo con ordine. Manuela Tonon, umanizzazione delle cure cosa significa? Significa porre al centro la paziente, perché specialmente anche nella nostra malattia che colpisce un organo come il seno, una parte, del corpo che è il seno, che è importante per la femminilità, per la maternità, per la sessualità, e quindi è una parte molto importante della donna. Non basta solo togliere la malattia, però bisogna anche fare in modo che la paziente si senta guarita, perché tante volte la malattia non c'è più nel corpo, però rimane nella testa, e quindi mettere in atto tutta una serie di trattamenti, di accorgimenti, di attenzioni verso la paziente per far capire che comunque non si sarà più come prima, ma si può ritornare assolutamente ad avere una vita quasi uguale a prima, si può ritornare tranquillamente a stare con il proprio compagno, perché molte volte purtroppo c'è proprio anche la difficoltà, il pudore, diciamo, dopo gli interventi. E noi cerchiamo di aiutare le donne a riappropriarsi della propria femminilità e quindi di prendersi cura. Ci prendiamo cura. Abbiamo sempre detto che il medico, quello migliore, non è quello che cura, ma è quello che si prende cura. Non l'ho detto io, l'ho detto qualcuno più bravo di me, però questa è la verità. Finché non si toglie dalla testa, la malattia non se ne va. E con questo calendario abbiamo pensato di fare, di dare anche una botta di vita, ecco, diciamo così. La finalità naturalmente è benefica, perché ecco, questa sono io. Con i proventi del calendario acquisteremo un dermografo sanitario che serve per fare il tatuaggio sanitario al seno per quelle donne come me che hanno avuto, durante il loro percorso l'asportazione del capezzolo, e quindi la maniera più semplice, più sicura per tornare a una certa normalità è fare il tatuaggio e il lavoro viene fatto bene. Però per farlo bene bisogna che ci sia chi lo sa fare bene in maniera sicura, che sia certificato, con prodotti naturalmente normati, certificati, e che ci sia un macchinario come quello che andremo ad acquistare noi, che ci permetterà di donare a tante donne, come dice il dottor Ballestieri, la ciliegina sulla torta. Ecco, a lavoro finito, se manca quello, diciamo che il lavoro non è finito.
Questo è un calendario che si chiama Rinascita e che ritrae le donne, tra cui lei e tra cui appunto anche Isabella, con cui andremo a parlare tra poco, insieme a degli artigiani di Venezia, proprio per mettere insieme due rinascite, la rinascita della donna dopo la malattia e la rinascita di una città che tanto sta soffrendo, prima con l'Acqua Granda e adesso con la pandemia. Una rinascita a 360 gradi. Infatti abbiamo voluto cercare questi luoghi particolari, questi artigiani, e qui ringrazio la nostra fotografa che è Silvia Cappelletto di Venezia, una ragazza giovane e promettente perché è bravissima. Lei ha cercato con i vari contatti che aveva tutti questi artigiani, questi mestieri antichi che vanno anche scomparendo purtroppo, e proprio per far vedere che come noi donne, dopo una malattia importante, dopo qualcosa che comunque ci abbatte tante volte, perché non sempre abbiamo la forza di reagire subito, ci vogliono anche tanti aiuti, diciamo, però si può rinascere. E allora noi donne abbiamo dimostrato che si può rinascere anche dopo una malattia come la nostra e fare un calendario. Difatti le nostre donne sono state veramente felici di farlo e proprio con gioia ed entusiasmo, e devo dire che gli artigiani ci hanno accolto in maniera splendida, perché anche in loro c'è proprio voglia di rinascita. Venezia purtroppo in questo periodo è triste, come lo sono tante città, e speriamo insomma che tutto questo tra un po' possa essere, diciamo, un ricordo. Voglio nominare e ringraziare Valentina Donadi, che ha contribuito alla realizzazione del calendario e si è occupata un po', diciamo, di tutto quello che è il look delle nostre modelle, ed è stato un lavoro, diciamo, di 2 mesi, un lavoro impegnativo, però alla fine insomma siamo molto soddisfatte, ecco, diciamo. Tra queste modelle prestigiose c'è anche Isabella Contarin. Isabella, lei è giovanissima perché è una ventenne, 22 anni, vero? 22, sì, 22. E spesso quando si parla di tumore al seno si immaginano delle donne più grandi, più adulte, si fa ancora fatica a capire che invece è una malattia che colpisce sempre più anche le giovanissime. Per questo la prevenzione, e poi lo diremo, lo ricorderemo, è importante anche tra le più giovani. Lei quando ha scoperto il tumore, come lo ha scoperto? Io l'ho scoperto ancora quasi 3 anni fa attraverso l'autopalpazione. Praticamente alle superiori c'è questa associazione, è venuta a parlarci del tumore al seno, della prevenzione, di come fare appunto proprio a casa per prevenire questa malattia. E io in realtà a quell'epoca non ci ho neanche dato tanto peso, perché essendo giovane hai altri pensieri per la testa e non stai a pensare soprattutto alla malattia. E un giorno per caso proprio, forse destino, non lo so, ho deciso di mettere in atto queste istruzioni che ci ha dato l'associazione alle superiori, e mi sono sentita un qualcosa di strano proprio nel seno, perché si sente un nodulo o una specie di sassolino, proprio un corpo estraneo all'interno del seno. E lì ne ho parlato subito con mia mamma, perché ho un bellissimo rapporto con lei, per fortuna, e sono iniziate tutte le varie visite, i vari controlli, e la mia nuova routine, diciamo, che è diventata il girare tra ospedali per trovare la giusta cura e le persone che si prendessero cura di me nel modo migliore. Quando è arrivata la conferma dei suoi timori e quindi è arrivata la diagnosi, che cosa ha pensato? Qual è stata la sua reazione? Inizialmente non lo so, non pensavo a nulla, cioè mi si è proprio svuotata completamente la mente, il cervello e tutto. Ero là che non sapevo neanche io come reagire. Diciamo che sono stata abbastanza spiazzata, perché avendo 19-20 anni non sono questi i tuoi pensieri, e quindi ero abbastanza spiazzata. Dopo
è entrato il fattore coraggio, il fattore, diciamo, che ti fa crescere anche sia a livello personale che caratteriale, e che ti fa mettere in primo piano le cose più importanti, cioè appunto superare la malattia e tutte le cure che ci sono state poi dietro a tutto questo. Lei ha subito un intervento anche? Sì, ne ho subiti 3 per ora interventi. Sì, diciamo che il primo è stato quello più importante, perché è stato quello che è andato a rimuovere il corpo estraneo dal mio corpo, ed è stato anche uno dei miei primi interventi, perché nella mia vita io non sono mai stata male e non ho mai avuto cose importanti da curare, e io dico sempre che sono un po' partita con il botto, diciamo, quindi da non avere niente ad avere una cosa molto importante. E quindi sì, diciamo che quell'intervento è stato quello più spiazzante, però che comunque è andato molto bene, devo dire, sì. Lei sorride nel ripercorrere queste tappe che lei ha detto sono state dolorose, ma adesso viene fuori la forza che l'ha portata ad affrontare quelle giornate, quei giorni, quei mesi. Com'era vivere, affrontare le cure, affrontare degli interventi molto pesanti? Come sono state quei mesi, quelle settimane? Allora, inizialmente molto, molto dure, perché c'è al pensiero di dover iniziare una nuova vita, perché giustamente non lo so, uscire a fare le feste, a ritrovarsi ad andare in ospedale per ore e ore è stato molto faticoso. Poi comunque al pensiero che la chemio mi avrebbe fatto perdere i capelli, giustamente, perché per noi donne i capelli sono una parte fondamentale del nostro essere, del nostro apparire. È stato abbastanza straziante, anche se la prima frase che ho detto a mia mamma e ai miei genitori quando stavo iniziando la terapia era: guardate che io non voglio perdere i capelli, ma piuttosto me li raso io da zero subito, perché proprio al pensiero di vedere le ciocche cadere, no, non penso che ce l'avrei fatta. Poi fatto? E lo ha fatto? Si è rasata? Sì, l'ho fatto dopo 3 mesi in realtà, perché i primi 3 mesi ho usato una nuova tecnologia che è quella del caschetto, che ti permette di bloccare le cellule del cuoio capelluto in modo che la terapia non arrivi e non ti faccia cadere i capelli. Solo che dalle 2 ore che doveva durare la terapia, con questo metodo si arrivava anche alle 4-5 ore. E io stare in ospedale così tanto tempo, sinceramente anche no. E quindi dopo i primi 3 mesi ho detto alle oncologhe che mi seguivano che non ce la facevo proprio più andare avanti così tante ore in ospedale, e così un giorno io e mio fratello insieme siamo andati dal parrucchiere e ci siamo rasati a zero i capelli insieme praticamente nello stesso giorno. Com'è stato vedersi poi senza capelli? In realtà bello, cioè devo dire che ancora adesso tante volte vorrei farlo, perché è una comodità, non devi stare là a lavarli, asciugarli. Me li lavavo in 2 secondi, con l'asciugamano li passavo in testa ed ero a posto, ero già pronta per, ma non lo so, uscire quando riuscivo ad uscire, o comunque non dovevo star là a perdere tempo proprio per i capelli. Quindi pensavo fosse una cosa molto più straziante, e invece si è rivelata una cosa che non rifarei, perché dovrei pensarci veramente tanto per rifarlo. Però non è neanche stato così tanto... Ha cercato il lato positivo della cosa. Sì, esatto. In queste situazioni bisogna, perché sennò è ancora più difficile andare avanti, devo dire. Isabella e Manuela, ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità e poi torniamo a parlare insieme a voi. A tra pochissimo. Il tuo dono può essere prezioso, pensaci. Bentrovati al Meteo. Festività di Natale all'insegna del maltempo. Si inizia con la vigilia segnata dall'arrivo di una perturbazione. Il dettaglio di giovedì 24 dicembre. Sul Veneto cielo prevalentemente coperto con locali banchi di nebbia.
Precipitazioni deboli a carattere sparso più probabili sui settori più settentrionali della nostra regione, ma non da escludersi anche altrove. Limite della neve in abbassamento fino a 1100-1300 metri sulle Dolomiti. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi compresi invece tra i 7 e i 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi con piogge, vedete, generalmente deboli e sparse per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui cielo molto nuvoloso con qualche rovescio e con deboli nevicate al mattino sui confini alpini. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Quando vai a donare, porta un amico. Più siamo, più bene facciamo. Rieccoci in diretta, torniamo a parlare insieme ad Isabella di questa sua battaglia contro il tumore. Qual è stato il momento più difficile, Isabella? Penso proprio quando mi sono resa conto che non potevo vivere nello stesso modo in cui stavo facendo in quel momento. Ovviamente io quando ho scoperto la malattia, avevo all'incirca 19 anni e a quell'età là pensi ad uscire con gli amici, a andare in giro, magari alla sera appunto ad andare alle feste. Quando ho iniziato la chemio mi sono resa conto che non avevo la stessa forza e le stesse energie che avevo prima, quindi ho dovuto rinunciare a molte cose e dovevo saper scegliere quelle cose più importanti e saper mettere al primo posto il mio corpo, le mie forze e comunque me stessa, perché stavo affrontando una cosa non da poco e dovevo riguardarmi e pensare bene a quello che dovevo fare. E poi comunque in sé la chemio diciamo che mi ha buttato giù parecchio perché è stato davvero difficile comunque superare il tutto e avere le forze comunque di andare avanti, perché la chemio ti distrugge diciamo da un punto di vista, perché ti toglie veramente tutte le energie che hai in corpo, ma grazie a tante persone che mi sono state vicine e sono comunque riuscita ad andare avanti e ho sempre cercato di farlo con il sorriso, perché anche comunque guardarmi allo specchio in quelle condizioni, però sorridere è sempre stata una cosa che mi ha dato la forza di andare avanti. Che cosa ti senti di dire alle tue coetanee che ci stanno guardando? Io dico anche a tutte le mie amiche che ancora adesso mi stanno vicina di non lasciare niente indifferente, che anche se appunto del tumore al seno si sente parlare molto su donne più grandi, non è detto che non possa colpire ragazze giovani, quindi la prevenzione è la prima arma per riuscire a combattere questa malattia. Non andando a fare soprattutto visite in ospedale come mammografie o radiografie o cose del genere, ma anche proprio da casa, come ho fatto io con l'autopalpazione, che è secondo me l'arma principale per combattere, per scoprire questa malattia proprio da casa. Quindi direi questo a qualsiasi donna di usarla proprio su se stessa come arma. Isabella, com'è stato partecipare e essere modella per un giorno per questo calendario? È stata un'esperienza bellissima, anche perché comunque Venezia è diciamo la mia seconda casa. Non abito proprio a Venezia, abito un po' fuori, però studiando e comunque andando quando si poteva andare su, ci andavo spesso. È sempre stata una città bellissima da visitare e da girarci proprio anche come turista. E partecipare a questo calendario è stata una sorta proprio di rinascita
sia a livello sì, di autostima, perché magari quando stai male, quando affronti la chemioterapia e tutto questo percorso, diciamo che l'autostima non è ai massimi livelli. E poi ti ritrovi in copertina di un calendario super bello come questo, super importante sia per Venezia che per le tantissime donne guerriere che hanno partecipato, che conosco, che sono all'interno dell'associazione. E è stata veramente una rivalsa per me stessa, ma penso e spero anche per tutte le donne che hanno partecipato, e che questo calendario sia un messaggio di rinascita per tutte quelle che affrontano questo percorso o che in futuro dovranno affrontare. Quindi penso sia una cosa molto importante. Assolutamente sì, Manuela Tonon, è questo il messaggio che vogliamo lanciare. Si può vincere la malattia e si può poi parlarne con il sorriso con cui, che ha mostrato Isabella nel suo racconto. Questo è un messaggio di speranza, una speranza che in questo periodo abbiamo bisogno tutti. Assolutamente sì, io invito le persone, le donne che insomma magari non ci conoscono a seguirci sulla pagina Facebook di Amiche per la Pelle, oppure anche sul nostro sito, dove vedranno principalmente sorrisi. Tante iniziative, tante cose che facciamo, l'esperto in pillole che abbiamo per i quesiti, per chi specialmente in questi periodi dove non si può, diciamo, muoversi più di tanto. Cerchiamo di dare delle risposte, perché abbiamo, diciamo, dei medici professionisti e non solo medici che ci danno una mano, e quindi invito tutti a seguirci, diciamo, anche sui canali social. Volevo solo un piccolo appunto. Ringraziare tutti i sindaci, le amministrazioni comunali che ci hanno accolto a braccia aperte. Abbiamo avuto questa idea di andare a presentare ogni paziente, ogni modella aveva il compito di andare a presentare al proprio sindaco il calendario per farci conoscere, per far conoscere l'iniziativa, l'associazione e portare questo messaggio di rinascita. E devo dire che tra il trevigiano e il veneziano ne abbiamo passati tanti sindaci, siamo stati anche a Venezia, a Treviso l'altro giorno, e naturalmente anche tutti gli altri, però c'è stata veramente una grande disponibilità da parte dei sindaci ad accoglierci, e anche questa è stata una bella diciamo spinta per tutte le nostre modelle, e non, perché il calendario lo portava anche chi non che non ha partecipato, diciamo, e tutte siamo ambasciatrici, diciamo, di un messaggio positivo. Volevo solo fare un piccolo appunto a Isabella, che è stata bravissima, però solo l'autopalpazione non serve. A 20 anni sicuramente non si fa la mammografia, perché il seno è denso, cioè non si vede, è meglio l'ecografia, però magari dai 25, 27 anni, 28, cominciare a fare l'ecografia, magari anche approfittando delle giornate solidali che ci sono, e se non ci sono può essere una visita da mettere, diciamo, in calendario, come la visita dal dentista, dal ginecologo se ci andiamo, perché per esempio il tumore tipo quello che ho avuto io, che non era diciamo non si poteva sentire perché era sui condotti galattofori, praticamente se non avessi fatto gli esami nessuno lo avrebbe visto. Quindi non basta, diciamo, solo, serve naturalmente perché è il primo strumento, però poi per fortuna la scienza ci dà tanti altri strumenti, e noi, lo dico sempre, siamo fortunati a vivere in questa regione che è una delle migliori anche per quanto riguarda il percorso di cura, di terapia e di accompagnamento anche nel follow up.
prevenzione a 360 gradi, giustamente ha fatto bene a sottolineare questo. L'ultimissima cosa, chi volesse avere questo calendario lo può avere in regalo facendo una donazione, partecipando proprio a questo progetto Rinascita per l'acquisto di questo macchinario per il tatuaggio, per la ricostruzione del capezzolo, naturalmente nella massima sicurezza. Io ringrazio davvero tantissimo Manuela Tonon, presidente dell'Associazione Amiche per la Pelle, ringrazio anche Isabella Contarin per aver avuto questa forza, perché immagino non sia semplice di raccontare davanti alle nostre telecamere la sua storia e di aver lanciato questo messaggio di speranza, per averla raccontata con questo sorriso che accompagna i suoi 20 anni. Grazie davvero ad entrambe, auguri per delle feste serene e auguri anche per questa campagna, per questo progetto che portate avanti e per tutte le iniziative che avete in piedi. Grazie davvero a voi per essere intervenuti, grazie a voi per averci seguito. Naturalmente l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30. Da parte mia naturalmente auguri per una serena vigilia e per un felice Natale. Grazie per averci seguito, arrivederci.